Canali gonfi, campi invasi dall'acqua, alcune strade allagate. Il Veneto orientale è alle prese con la prima forte ondata di maltempo del 2025. Del resto, la stessa Protezione Civile aveva dichiarato allerta gialla per il bacino idrografico Lemene, Livenza e Tagliamento. Nel corso della giornata alcune arterie secondarie sono state chiuse tra Pramaggiore e Gruaro, dove in località Boldara un'auto è rimasta intrappolata dall'acqua con conseguente intervento dei vigili del fuoco. A Meduna di Livenza, nel Trevigiano, il sindaco Pitton è stato tra i primi a prendere provvedimenti già nella tarda mattinata. In questo caso via Runco Sud è una zona limitrofa del paese, però purtroppo soggetta a questo tipo di allagamenti. Noi a Meduna abbiamo due canali importanti, la Burrida e la Corea, che sono due canali che prendono, diciamo, l'acqua proprio dei fossi della campagna, dell'aperta campagna e delle vie limitrofe. Ecco, questa è un po' in difficoltà e quindi abbiamo dovuto operare con l'ordinanza perché può fare effetto acquaplan. In via Runco, oltre al sindaco, polizia locale e residenti, si guarda al cielo ma anche ai fossi. Purtroppo quando che piove tanto così questi problemi qua, comunque con l'idrogra che abbiamo fatto qua a Meduna ha risolto tanti problemi. Speriamo che il Signore sappia che siamo qua anche noi altri. Che Dio ce la mandi buona. Tutt'altro copione a Treviso, dove è ritornato ad allagarsi il sottopasso della stazione, interessato stavolta anche il vicino bypass, subito chiuso. È davvero incredibile quanto sta succedendo, un disagio enorme per residenti e abitanti di quartieri di San Zeno che non riescono ad andare in centro e da pendolari che si trovano per l'ennesima volta il sottopasso della stazione bloccato. Intanto è scattata anche la diffida del comune a RFI, una storia infinita dove piove davvero sul bagnato. Già ieri abbiamo steso e potenziato la strada dove andiamo ad appoggiare proprio i puntelli e quindi contiamo di installarli in questi giorni e quindi consentire l'apertura a doppio senso di marcia sulla Feltrina da sabato di questa settimana. La Pasqua dovrebbe quindi essere salva lungo la Feltrina ed è lo stesso direttore di Veneto Strade ad aggiornare sui lavori che riguardano il cavalcavia tra Cornuda e Pederobba, chiuso totalmente al traffico da venerdì scorso, da quando un tir che procedeva sulla strada provinciale sottostante ha urtato le travi del manufatto. Questo tipo di lesioni sono particolarmente insidiose, quindi chiaramente abbiamo dovuto approfondire tecnicamente molto dal punto di vista statico, perché la lesione era estesa su tutto il manufatto. E chiaramente qua si parla di sicurezza della circolazione, quindi non sono ammesse, diciamo, situazioni di leggerezza o di superficialità. Tirano un sospiro di sollievo sindaci e residenti delle comunità interessate dalle deviazioni. Da Unigo a Cornuda, passando anche per Crocetta del Montello, i centri sono sotto stress. Queste immagini raccontano di un tir in panne davanti al municipio di Pederobba, disagi pesanti che avevano portato il sindaco Marco Turato a evidenziare come durante lo scorso weekend i lavori sul cavalcavia interessato fossero di fatto fermi. Su questo punto specifico, replica Veneto Strade, il tempo, fanno intendere, non è stato perso inutilmente. Intanto queste lesioni necessitano di sopralluogo che abbiamo fatto venerdì stesso e quindi poi dello studio soprattutto della soluzione progettuale migliore, quindi nel fine settimana gli strutturisti hanno valutato l'intervento da fare che poi ci hanno presentato lunedì per il perfezionamento e le valutazioni tecniche conseguenti. Insomma, l'obiettivo è aprire a doppio senso una corsa contro il tempo per evitare una Pasqua, ma soprattutto una Pasquetta nel caos. Allora, saluto tantissimo Matteo Forlin, sindaco di Sovizzo, provincia di Vicenza, di essere qui con noi. Buongiorno sindaco. E veramente grazie. E saluto anche il signor Bertelli, Aldo Bertelli, direttore comunità Villa San Francesco. Poi ci spiegherà questa bellissima comunità. Io inizierei, grazie anche a lei Bertelli. Allora, sindaco Forlì, io sono molto preoccupata, nel senso che chiamano 15 giorni di pioggia anche la prossima settimana, ma vogliamo essere ottimisti. Pioggerellina. Ma le sembra che noi nel 2025, con tutti i soldi che sono girati tra governo, regioni, province, comuni pochi sempre, ci troviamo in queste condizioni?
Sono stati sprecati milioni e milioni, che sono soldi nostri pubblici, per opere che non servivano farli in quella maniera. Non voglio far polemica, se no non finiamo più, però io sarei anche stanca di vedere ogni mattina uscire di casa e vedere in che condizioni ci troviamo. Poi troviamo il cretino di turno tutte le mattine, come questa mattina un camion, sì un camion ma con una gru sopra, è passato sotto un ponte per 1 centimetro, io ero con le mani nei capelli, perché tanto ognuno fa quello che vuole, chi se ne frega, il camion, ma sopra il camion vediamo quando girano per la strada cosa troviamo. Allora, infrastrutture poche e quelle che abbiamo sono a pezzi. Territorio fragile, vedrete se continua a piovere cosa succederà. Queste persone, anche autisti, di camion, di qualsiasi cosa, fanno quello che vogliono quando escono la mattina e poi ci troviamo tutti in colonia a bestemmiare, urlare, come ho visto questa mattina, a suonare, perché anche tanti si alzano all'ultimo secondo e la fretta è tanta. Ma si può continuare a vivere così? Sfido io che poi questi ragazzini li troviamo a fare i maranza, con dei genitori che arrivano sclerati, fuori di testa, e vediamo anche le immagini che vediamo, cosa succede nel mondo. No, ditemi voi. Prego, Sindaco, cosa mi racconta? No, beh, allora, intanto buongiorno a tutti. Ha ragione che la situazione negli ultimi anni sta peggiorando per quanto riguarda le piogge e gli eventi catastrofici, non bisogna dirlo, però insomma problematici. Mi lasci una parentesi, vorrei essere vicino alla comunità. Ho sentito il servizio prima di Meduna di Livenza. Io sono originario di Prata di Pordenone, quindi molto vicino a Meduna, quindi sono vicino alla popolazione che sta affrontando adesso questi grossi disagi. Per quanto riguarda il nostro territorio, sinceramente io posso dire che comunque la Regione sta facendo diverse opere per cercare di risolvere il problema delle piene. Adesso nel mio territorio verrà creato un bacino di laminazione per mitigare la portata d'acqua che viene portata nel Retrone, che è il fiume che preoccupa maggiormente adesso la città di Vicenza. Quindi sì, si sono spesi tanti soldi, a volte male, ma a volte anche bene, perché si vedono i bacini di Montebello, di Caldogno qui a Vicenza che servono e proteggono molto bene la città di Vicenza. Quindi si sta lavorando, anche le istituzioni stanno lavorando. Sindaco, ma io non devo mica essere fortunata a vivere dove c'è stato fatto il bacino di laminazione, perché non si sa, cioè io devo avere quello che mi aspetta di diritto dove abito, anche sì, perché certo, ho pagato, paghiamo le tasse, perciò non è che io devo essere fortunato a vivere in determinati luoghi. Il paese è fragile da nord a sud, da est a ovest, non c'è niente da fare, perciò io penso che tutti i soldi che sono stati presi su opere anche incompiute, nessuno ha pagato, non si sa più niente dove sono andati a finire i soldi. Capisce che io comincio veramente a stancarmi, perché lei dice qualcosa si è fatto, ma non dovrebbe essere stato fatto qualcosa, dovrebbe essere stato messo in sicurezza il paese con tutti i soldi che sono arrivati ai governi, alle regioni e anche alle province, diciamocela veramente. Poi è successo il finimondo, nel momento che le province stavano funzionando qualcuno ha deciso che non andava più bene e siamo in balia di tutto e di più, un limbo che nessuno capisce cosa sta succedendo. Saluto anche, vado a salutare l'altro ospite e poi torno da lei, Sindaco, sinceramente, e anche mi fa piacere anche che abbia detto quello che ha detto, anche se io ripeto che non devo essere fortunata come cittadino italiano. Allora, Aldo Bertelle, direttore di questa bellissima comunità, cosa ci dice, direttore? Com'è la situazione? Vediamola da un altro punto di vista e cerchiamo di capire, poi faremo vedere anche le immagini di servizio, cos'è questa comunità San Francesco. Prego. Buona giornata e buona attenzione per chi crede anche alla Settimana Santa. È una comunità che da tantissimi anni accoglie ragazzi e giovani con le loro difficoltà personali e familiari, chiamati comunque a giocarsi in senso ampio nella loro vita per il bene proprio, personale, per quel che resta anche familiare, ma per il bene del Paese Italia e per il mondo. Bellissimo.
Direttore, quello che vorrei capire è cosa ne pensa di questi giovani che stanno perdendo la via della ragione, ma non per colpa loro, perché hanno dei nemici dietro l'angolo terribili, la droga, l'alcol, la violenza, questa energia terribile che hanno dentro di loro tirata fuori nella maniera sbagliata. Ci vorrebbero più comunità, ma nel senso positivo, perché anche là non è che tutto vada bene, ci sono comunità e comunità. Lei è un esempio. Cosa si potrebbe fare, secondo lei, direttore, per cercare di salvare questi ragazzi? Molti non hanno famiglie, o famiglie veramente col punto di domanda se si possono chiamare famiglie, genitori che non riescono a fare i genitori. Io non penso che questi ragazzi siano irrecuperabili. Certo, con gli esempi che diamo e quello che offriamo tutti i giorni, e come ripeto, non è che devo essere fortunato a vivere in quel luogo, in quella città, ma devo avere quello che mi aspetta di diritto, l'educazione, una scuola che mi insegni, sport, tutto quello, cultura. Prego, direttore. Lei ha posto una domanda molto interessante e molto vera e, se mi permette, ha anche già indicato una risposta. Quindi lei ha una doppia capacità, una doppia competenza, e sono sincero e sono con lei. Io ieri sera, per un progetto di attenzione, perché è vero che, non è vero, mi scuso, che l'Italia è un paese travolto da una catastrofe educativa. Può essere anche in parte, ma non è vero. Questo paese, Italia, è invece travolto da un'assenza educativa. E per l'ennesima volta anche ieri sera, dopo 2 giorni, noi abbiamo accolto in questi anni 3.200, quindi la comunità è impegnata, e ogni ragazzo lo sa per qualsiasi età, sia che sia italiano, sia che non sia, che sia non italiano, a restituire. Noi dobbiamo, focolare o non focolare, che c'è all'interno di ogni abitazione, e c'è anche nella comunità, segnare con l'esempio, perché le mie parole possono essere anche in questo caso un suono, per carità, stonato, comunque veneto, ma l'esempio è un tuono. Vedevo anche ieri che ci sono stati qua circa 20-22 ragazzi di 7 classi del comune di Vedelago, che sono stati qui in 3.200 accompagnati da professor Zanon, venendo a vivere in comunità e a fianco, con il doppio esempio: chi vive dentro coglie la vita fuori e è chiamato a fuori, è chiamato per sempre, anche a essere storia e azione di politica. Io mi accorgo che non sempre noi indichiamo che c'è un bisogno di governo che parta dai giovani. E ieri sera, per l'ennesima volta, poi, se la domanda è alta, anche a casa, la risposta è altissima. Se la domanda è bassa, la risposta è bassa. Noi dobbiamo riconcentrarci, stradaioli come siamo tutti, e se mi permette lei, dopo che l'ho ascoltata con vero interesse, anche lei è una che vive sulla strada, noi dobbiamo ritrovare la strada che è una grande città e una grande industria e una grande università, l'università della vita. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Sto direttore che va a Roma di San Francesco, c'è da fargli un monumento, perché persone buone, capaci, che sono capaci di aiutare questi giovani. Bisogna aiutarli, ma aiutarli concretamente, dargli la possibilità di spendere, di fare qualcosa per i ragazzi. E delle salvacampi, se che sia a capo persone come questo signore che è qua, che lo fa col cuore, lo fa. Dopo la politica è un'altra roba. Se andiamo dei disastri che nasce, i meteorologici, c'è anni che mi dice guarda che andremo sempre peso, non ne andremo fuori con la pompetta del cavallacqua. E ora cosa siamo Dio a farmi oggi? C'è anni che mi dice attenti al lupo, c'è a volte che le morse. E il Veneto una volta non vedevamo niente, ma non vedeva questi disastri, perché innanzitutto i campi erano tutti scavai, c'erano le scanalette, dei scoli, che i contadini faceva, noi ai governi, i contadini li metteva a posto tutto, e queste tragedie, specialmente in campagna, qualche volta ne nasceva, ma eccezionali, adesso non è più eccezionali, ed è proprio giornaliere, le robe che non fa più neanche notizia. Bisogna che mettiamo in certi posti le persone giuste, e la politica non mi interessa che un paese sia andato a fondi dove ci sono 500 persone.
spiegazione Mirella, di voi persone che non abbiano nessun interesse politico, come questo signore che è qua, che se Dio fa, che ancora migliaia di persone sbandare e le grisa. Questi sono gli esempi da seguire. E la vita che questa non è quello che ne conta ora, è la vita che è a strada, il figlio impara a vivere, cresce in strada, non in scuola. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, ti ringrazio delle riflessioni che hai fatto, poi le commenteremo. Andiamo a vedere invece, adesso andiamo a Sovizio, guardiamo questi ragazzini, andiamo a vedere, poi commentiamo col sindaco. Come amministrazione di Sovizio siamo contenti di questo arresto, poiché quel ragazzo aveva creato molta preoccupazione tra i giovani, in quanto aveva preso di mira degli adolescenti o poco più, andandoli a rapinare anche con delle minacce. I genitori erano talmente preoccupati di questa situazione che avevano cominciato a presiedere la piazza Manzoni di Sovizio durante i fine settimana e i toni si stavano facendo molto pesanti. A bersagliare di rapine e minacce studenti tra i 16 e i 25 anni, non solo a Sovizio ma anche ad Altavilla Vicentina, un 23enne nato a Vicenza da genitori extracomunitari, nulla facente e di fatto senza fissa dimora. Il giovane aveva elaborato una specifica tecnica di selezione e approccio delle vittime. Una volta conquistata la loro fiducia, esplodeva con inaspettate minacce e violenze fisiche per farsi consegnare contanti e costosi cellulari. Queste modalità hanno costituito la base delle indagini per Polizia Locale e Carabinieri, che dalla scorsa estate hanno raccolto un corposo dossier grazie anche alla collaborazione dei genitori. Dopo l'arresto, il giovane criminale, ritenuto ancora potenzialmente pericoloso dal GIP, è stato rinchiuso in carcere in attesa di giudizio definitivo. Abbiamo cercato di coinvolgere i cittadini a denunciare i misfatti in modo da dare alle forze dell'ordine gli strumenti per agire. Ringrazio a nome di tutta l'amministrazione comunale di Sovizio, la Polizia Locale e i Carabinieri della Tenenza di Montecchio Maggiore per l'ottimo lavoro svolto e rinnovo il consiglio a tutta la cittadinanza di non aver paura, di farsi avanti e denunciare in modo formale ogni atto illegale al fine di agevolare le nostre forze dell'ordine. La location era suggestiva, il Duomo di Vittorio Veneto, ma lo scopo del video era quanto di più lontano si potesse immaginare. Armato di cellulare è entrato nella cattedrale ed ha iniziato una sequela di bestemmie e frasi blasfeme. Tutto questo per conquistare più follower possibili in una piattaforma social. Insomma, voleva conquistare i like, ma in realtà si è conquistato un programma di messa alla prova alla Caritas diocesana. Eh sì, il protagonista di questa vicenda, un trentenne, è stato denunciato ed imputato per offese ad una confessione religiosa, vilipendio e turbamento delle funzioni connesse al culto. L'episodio è accaduto il 28 marzo del 2021, proprio durante la celebrazione della Domenica delle Palme, nel bel mezzo del periodo Covid. Una volta dentro la cattedrale ha acceso il video ed ha iniziato a bestemmiare fra i volti atterriti delle persone intente a pregare. È andato avanti per diversi minuti. Qualcuno pensava che fosse matto, ma in realtà non lo era affatto, fino a quando ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato il sacrestano, che non solo gli ha chiesto di smettere e di allontanarsi, ma ha fatto scattare la denuncia. Tutto ripreso nel video. Nelle immagini poi visionate anche dagli inquirenti, il trentenne non ha escluso nessuno, offese anche verso i fedeli e verso il vescovo di Vittorio Veneto. Se pensava di suscitare ilarità fra i follower, in realtà non ha riso affatto il giudice. L'avvocato difensore Giovanni Maccarone ha chiesto ed ottenuto la messa alla prova e proprio alla Caritas. Ora, finito il periodo, il procedimento penale è stato dichiarato estinto. Il prossimo video sarà meglio lo giri da un'altra parte, lontano dalle chiese. Abbiamo Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io volevo parlare al sindaco di Sovizio. Prego. Praticamente abbiamo un problema che si chiama l'incrocio di Motta in Costa Bissara. Cioè, adesso hanno fatto la tangenziale che praticamente nella parte est di Vicenza arriva nella zona industriale, è una bella cosa, però il problema è che questa tangenziale scarica le automobili a Motta e Costa Bissara e lì praticamente si forma sempre nelle ore di punta una colonna enorme. E cosa succede? Che molti tagliano per Sovizio e tagliano per Sottomonte per quello che è la stradina che vediamo. Non c'è qualcosa, lì ci vorrebbe un raggiro di Costa Bissara, praticamente
una strada che passa fuori Costa Bissara e che va ad attaccarsi, diciamo così, anche dopo via Verla, perché tutte queste macchine che sono in colonna a Motta e Costa Bissara stanno lì per ore, cioè un sacco di tempo, alle 6 di sera. Andate con le telecamere ogni sera alle 6 di sera, alle 5:30, 6 di sera, a vedere che razza di colonna si forma in quel posto lì. Cioè, insomma, è un lavoro, quello del tangenziale di Vicenza, fatto a metà. E c'è bisogno anche dei sindaci che sono interessati, perché molti tagliano lì per Sovizzo, che sono interessati di dire facciamo questa strada che porta nell'Alto Vicentino. Buona giornata signori. Grazie Claudio, prego Sindaco. No, il signore ha ragione, perché ogni volta che bisogna andare verso Thiene dalla città è un problema lo snodo a Motta di Costa Bissara. Ha ragione. Però penso che il sindaco Forte di Costa Bissara stia già parlando con la provincia per trovare una soluzione. Che la gente tagli per Sovizzo? No, questo no, molto probabilmente per Creazzo, magari va a Creazzo, Monteviale e taglia per Costa Bissara. Però è vero che ci sono alcuni tratti delle strade provinciali che creano veramente grossi disagi, specialmente anche ai lavoratori nelle ore di punta, che magari devono incolonnarsi per 40 minuti per riuscire ad arrivare al lavoro, quindi è vero, è un problema. E questo ragazzo, uomo che terrorizzava i ragazzini, ecco, cioè andiamo via di testa? È stato un problema di diverse settimane che questo ragazzo veniva a Sovizzo per derubare i ragazzi del paese, minacciandoli, però veramente dobbiamo ringraziare le forze dell'ordine, la polizia locale e i carabinieri di Montecchio proprio per il lavoro svolto, perché sono riusciti ad arrestarlo e a fermarlo. Come diceva anche nel video il mio assessore Bravo, dobbiamo però collaborare tutti assieme. Le persone che vengono offese, che subiscono questi furti, danni, devono fare assolutamente denuncia. Senza la denuncia le forze dell'ordine non riescono a operare, quindi deve essere una collaborazione cittadini, comune, forze dell'ordine, e tutti insieme riusciremo a risolvere questi problemi. Non è mica così, Sindaco, perché io ospito tantissime associazioni che hanno portato dei progetti bellissimi, ma veramente importanti, per aiutare questi ragazzi, aiutare le famiglie, aiutare anche gli amministratori. Però la risposta è sempre, quasi sempre, non ci sono soldi per portare avanti questi progetti. Sono progetti validissimi che vanno dalla cultura allo sport, all'educazione, perciò lei capisce che se anche io faccio la denuncia, mi prodigo per cercare di aiutare, se poi questi ragazzi non vengono recuperati è come non avesse fatto niente, cioè il carcere non recupera di sicuro, Sindaco, anzi sono strapieni e sta succedendo di tutto e di più. Molte comunità non funzionano, altre funzionano, non ci sono soldi da investire, ci sono delle liste per entrare anche nelle comunità incredibili, ve lo dice la Mirella, non solo nelle RSA ma anche in queste strutture. Lei capisce che il cittadino è con le spalle al muro, non c'è niente da fare, Sindaco, non può difendersi, perché se si difende in casa è eccesso di legittima difesa, ci mancava anche questo, in casa mia non posso difendermi, chiama le forze dell'ordine, prima che arrivo già ne abbiamo poche. Allora, direttore, ha sentito quello che sta succedendo, però vorrei farle vedere anche questo video girato proprio ieri, di questi cosiddetti, non so, hanno inventato anche sto nome adesso, Maranza, non so, guardate, veramente non ne andiamo fuori, perché guardate che in questo modo, ecco, li facciamo diventare come dei sceriffi, perché loro si sentono più forti, stanno creando un esercito. Volete fermarli per cortesia? Qua sto parlando alla politica, volete fermarli che avete i nomi e cognomi, oppure fate finta di non vedere perché magari portano qualche voto a qualcuno? Andiamo a vedere.
Raccontano la violenza e il panico vissuti da titolari e clienti i frame della videosorveglianza interna di questo locale a Santa Maria del Rovere a Treviso. Siamo in via 55esimo Reggimento Fanteria nel money transfer gestito da Sam e Nahar, marito e moglie bengalesi. Mentre l'uomo si trova in questura, la donna parla ai nostri microfoni ritornando al pomeriggio di mercoledì scorso, quando due ragazzini, probabilmente minorenni originari dell'Est Europa, scatenano l'inferno. I giovanissimi stanno giocando a pallone in maniera sguaiata quando aggrediscono un cliente appena uscito dal negozio. Difficile capire il motivo scatenante, forse un rimprovero. A questo punto interviene anche il titolare. Dopo mio marito vado fuori, tutti e due ragazzini entrato al mio ufficio, dopo ho dato pugno, mio marito di testa è rotto, arriva tanto sangue. Minimo 30 minuti lui ha dato pugno, mio marito anche uno cliente, tutti e due. Insomma, l'aggressione inizia all'esterno con i ragazzini che inseguono le vittime anche dentro il negozio. La concitazione è tanta, così scatta l'allarme con i Maranza che si danno alla fuga. Arrivano sanitari e forze dell'ordine. Assam viene medicato sul posto. La polizia sta indagando senza sosta, ma si tratterebbe di volti noti, almeno così afferma la stessa Nahar. Anche di là c'è due alimentari, ha detto quel proprietario, come succo di frutta, anche patatine, prendono questa, dopo vado fuori, non danno quelle soldi. Tante volte chiamano polizia ha detto quella ragazzina sotto di 18 anni, cosa fare io? Ferma la condanna del sindaco, che arriva alla fine di una settimana densa di episodi al limite. Per Conte c'è un denominatore comune che riguarda i cosiddetti Maranza. I protagonisti sono tendenzialmente stranieri, così non si può andare avanti. Chiedo alle forze dell'ordine, al questore, al prefetto, al comandante dei carabinieri che ci sia una stretta da un punto di vista dei controlli, perché situazioni come queste nei quartieri in centro storico noi non le vogliamo tollerare e non vogliamo abituarci. Secondo messaggio ai rappresentanti del tavolo integrazione creato con le comunità straniere. Dovranno impegnarsi maggiormente perché queste situazioni allontanano l'integrazione e soprattutto inaspriscono i rapporti nelle nostre comunità. Allora, direttore, come commenta questi servizi? Servizi drammatici, interpreti e protagonisti giovani con il cuore pieno di niente e vuoto di tutto. Forse ancora non abbiamo colto, perché comunque nell'area della conoscenza e degli interventi non abbiamo forse ancora percepito la drammaticità di cui andrà avanti la questione, e anche italiani ci sono. Vico Calabrò, che è il più grande frescante al mondo, che è direttore artistico della comunità, mi sono permesso, senza il suo permesso, di mostrare questo pezzo di legno tagliati da ragazzi della comunità, e un nigeriano che alla sera fino a mezzanotte è copista, non sarebbe capace di nessuna interpretazione. Non è un artista, ma è un copista, forse anche valido. Centinaia e centinaia e centinaia di questi pezzi di legno non risolvono il problema, ben si intende. Vengono dati a ragazzi che passano di qua, che la comunità presta attenzione fuori dalla propria strada, dalla propria porta. Tempo fa c'è stata una rapina a Feltre di 3 ragazzi non italiani. Io sono molto chiaro quando, e non è che un educatore deve avere un'attenzione, se può. Intanto mi permetto di dire al signore prima che ha detto un monumento. Una mattina alle 4:30 di tanti anni fa, il segretario di Papa Giovanni, Loris Francesco Capovilla, apro e chiudo subito la parentesi, non voglio far perdere tempo a voi, mi telefonò e mi disse: è vero che tu le idee le hai messe, però ricordati chiaro e per sempre finché vivi una cosa, che i tuoi non ti hanno mai detto una volta di no, cominciare da chi ti parla, Loris Francesco Capovilla, cardinale poi. Quindi io ho questo limite che mi devo tenere presente tutti i giorni, e la ringrazio sentitamente anche per il modo con cui sta conducendo. Essendo io di natura contadina non ho piaggerie da portare avanti. Ecco, Calabrò disegna quello come il gioco della fatica del bene. Io a un'intervista che mi chiesero, e vado a finire sulla domanda, che non volevo neanche farla, perché talmente la cosa suscitò in me un dispiacere enorme come cittadino del mondo su questi comportamenti, che vanno pur sanzionati, è chiaro.
Ma forse dobbiamo tornare a riprendere l'arte più faticosa, che è l'arte del preventivo, del pre-politico, del pre-culturale, del pre-sociale, provando a riseminare. Ecco, io dissi in quell'intervista che occorre che i nostri giovani italiani e non italiani sani, in attesa di qualche proposta, diventino sul pre degli infiltrati di bene. Provare a rischiare, lo dicevo anche sera a tanti genitori qui, bisogna tornare a fidarsi, provare a fidarsi e non sempre a fidarsi, ed è chiaro che è difficile. Io come un povero educatore mi permetto di dire che bisogna che apriamo, pensando in grande con la testa alta, al bene dell'Italia e anche al bene del mondo. Guardi, la ringrazio direttore soprattutto per non essersi limitato a dire il bene del Veneto o il bene del mio territorio. Lei ha parlato il bene dell'Italia, che è quello che faccio io tutte le mattine. Io mi sento veneta, italiana, europea e mi sento cittadina del mondo. Perciò quando mi dicono nel mio territorio va tutto bene, dico che cosa vuol dire? Io parlo in generale, io non parlo mica di una città. Rete Veneta e Sveglia Veneta è seguita non solo dal Veneto ma anche da altre regioni che chiamano, che sentono, che si informano. E quando sento parlare qualche politico che dice il Veneto è nostro, io vorrei dire quale Veneto è vostro. Cioè c'è una parte che non è di nessuno perché ha votato altri, cioè in Veneto non hanno votato solo un partito. Ecco, questo appropriarsi di tutta la popolazione nel bene e nel male, perché mi sento padrone di tutto, a me dà fastidio, perché siamo una comunità divisa in tanti settori, in tante situazioni politiche. Lei dice, Mirella, lei vive sulla strada? Sì, direttore. Sono più di 20 anni che vivo la strada, forse l'ho sempre vissuta fin da piccola perché mi attraeva, mi incuriosiva, mi piaceva stare sulla strada, perché vede, la strada insegna molte cose. La strada ti fa guardare, ti fa toccare e crescendo capisci l'importanza di stare nella strada. Poi c'è nel DNA, questo lo dico sempre, cioè volontario puoi diventarlo anche a 70 anni, ma se ce l'hai prima o dopo lo diventi. Il problema è che questo mondo del volontariato, si vede da come siamo presi, direttore, che giriamo, lo dico sempre, col commercialista e paghiamo per fare i volontari, forse è visto male dalla politica, quella politica che abbiamo aiutato anche nella pandemia. Andavamo noi nelle case rischiando la vita a portare le borse della spesa per far da mangiare a queste persone, per vedere come stavano. E loro erano chiusi in casa perché avevano paura. Avevano talmente paura, i grandi anche della terra, che hanno investito sui vaccini, perché avevano preso paura, direttore. E avete visto quando hanno fatto squadra, tutti i ricercatori e gli scienziati, in poco tempo sono arrivati i vaccini. Lasciamo perdere quelli che dicono non ci credo, non sono validi. Lasciamo perdere, però abbiamo visto che quando si previene con la ricerca, con la scienza, i risultati si vedono. Qui non si vedono perché non si fa prevenzione sulla famiglia, non si investe sulla famiglia. Cos'è la famiglia? È una cosa di cui mi servo, ma non che aiuto. Chi sono gli anziani? Ma chi se ne frega dei diversamente giovani? Tanto pochi votano, ecco, perciò non mi interessa. Questi giovani, ma facciamo vedere che sono tanti, così la gente ha paura e non esce più di casa. Così mettiamo il povero contro il povero. Ma capisce che io non ci sto, direttore, che io dico che non è vero che la mia città è pericolosa, perché io giro a tutte le ore, so anch'io che posso trovare il gruppo. Parla una che è stata assalita da 7 ragazzini, 7, ma non ho preso paura e mi sono girata dall'altra parte, li ho affrontati. Ho avuto un processo, ho dovuto fare il confronto all'americana, direttore, la mia parola contro la sua perché l'avevo individuati, 2 li avevo individuati, poi anche gli altri. E beh, erano le 15 del pomeriggio, anni fa, direttore, quando io dicevo bisogna fare prevenzione, investire sui ragazzi, guardate che le lezioncine in classe ormai li annoia, non abbiamo più volontari giovani, perché non era questo il percorso da fare. Va bene la lezioncina in scuola, in classe, ma poi questi ragazzi dovevano uscire e andare a toccare con mano quello che era il volontariato. I centri estivi non dovevano essere a pagamento, dovevano essere fatti da questi ragazzi.
con educatori che li abbiamo. Direttore, non ci sto più a star zitta, non ci sto più, perché se qualche veneto è imbaucà, come ha detto qualcuno, i veneti si unfia imbaucai, mi no, direttore, io no. Prego, direttore. Intanto non ero preparato a domande di questa natura, soprattutto nell'intermezzo quello che lei ha citato, il volontariato, e la ringrazio di cuore con profonda sincerità. Lei ha toccato tutti i passaggi necessari, storici e di prospettiva. Mi permetto di usare un piccolo esempio. Qui vengono quelli che si preparano alla cresima, le preparano, fanno vediamo l'ultimo anche le foto per cortesia del direttore. Prego, prego, parli pure che vediamo anche le foto che mi ha mandato. Prego. Dello sdoganamento di massa ormai poi anche in tutta la parte spirituale e religiosa, perché in crisi anche la Chiesa, La pastoralità non è semplice, qui vengono anche molti vescovi a provare a capire, vedere, a costruire assieme. La comunità vuole solo mettersi a disposizione. Ecco, lei sta vedendo qui le terre di 199 paesi del mondo, caso unico al mondo, qui a Feltre nel Museo dei Sogni della Memoria, ma non basta, bisogna creare coscienza. Poi c'erano anche i musei di presepi. Questo crocefisso straordinario, giudicato una delle opere d'arte più interessanti, hanno chiesto di portarlo alla Biennale, nessuno lo stacca da qua, finché ho ancora la forza di poter dire qualcosa, sentito tutti. E tutti sono grandi collaboratori della comunità. Ecco quel Cristo fatto con oltre 150 legni, cuciti a mano da Perlotto di Trissino. Lo facciamo rivedere per cortesia il crocifisso, grazie direttore che l'ha anche evidenziato. Prego. Qui fu scritto nel 2011 a tutti i vescovi italiani 226 se mandavano un pezzo di legno legato a una storia di fatica, di dolore, anche personale, uscendo dagli episcopi. Gli episcopi della strada, ho detto recentemente, bisogna tornare a riaffascinare, tornare a ricredere, anche in una maniera pur nuova se vogliamo. Io non mi fermo mai su questi passaggi, poi alla fine su quel che può essere o quel che non può essere. Bisogna che possiamo allargare e respirare con tutti i due polmoni. Il polmone personale e il polmone pubblico, secondo me. Ecco questo crocifisso, la ringrazio di essere tornata qui. Hanno risposto in 13. Poi abbiamo provato con la politica, con i presidenti delle province, poi quando si è scatenato il popolo di Dio, che quando si scatena il popolo di Dio nel fare bene il bene, come diceva Turoldo quando predicava a Milano e tutti andavano alle 11:30 a far festa, ma poi Turoldo le diceva, come sapeva dirle e credeva, ebbene qui poi è nato questo crocifisso. Al lato a destra, su in alto a destra è Aune, bruciato dai tedeschi, a sinistra sempre bruciato, è l'unica opera non italiana portata qui da padre Michele Piccirillo, il più grande archeologo al mondo, che frequentava anche qui da Gerusalemme dove a 16 anni è vissuto. Quello è Betlemme con un attentato. E mi ricordo una volta in cui sono andato lì con il bambino di Neve Shalom, e non mi dilungo oltre, che esplose una bomba, chiedo scusa, proprio lì a Betlemme, e lui la macchina girò, mi viene ancora da sorridere, dallo spavento terrorizzante, e lui disse: chi l'ha messa? Chi l'ha messa quest'anno? Ecco, lì ho capito tante cose con quel chi l'ha messa. Ecco, questa è un'opera straordinaria. Tutti i ragazzi adulti che passano di qua, di fronte a questo crocifisso, si inchinano. Lì non c'è Gesù. Ogni legno è una storia di crocifissione, di morte e di fatica, chiamata alla resurrezione, a quelle risorti da vivi che noi per un anno intero abbiamo affrontato come tema educativo della comunità e che adesso domenica è finito. E poi ci sarà un altro tema, forse anche quello un filino impegnativo, senza presunzione di niente. Ascolta quello che dici. Ecco, io non mi permetterei di dire a lei: ma ha ascoltato quello che ha detto, perché lei ha parlato e si è fatta ascoltare e ha anche ascoltato. Verrò un giorno a darle una carezza, se mi consente, perché stamattina era un po' preoccupato. Dico, ma cosa farò? Sarò in grado di dire. Lei mi ha aiutato, grazie. Grazie a lei, direttore, ci mancherebbe, grazie a lei. Io cerco di fare al meglio il mio lavoro, ma soprattutto io ho un dovere e ho un obbligo di parlare a nome di tutti quelli che non hanno voce, che non possono parlare, che non possono difendersi. Ecco, questo è il mio impegno, direttore, dare a voce a chi non ce l'ha. Lo faccio tutte le mattine, poi ognuno fa le proprie riflessioni a casa, però questo io faccio. Allora, sindaco, cosa dice? Ha sentito, conosceva questo crocifisso, sindaco? No, non lo conoscevo, però posso permettermi di dire una cosa? Anche signora. 2, sindaco, anche ecco, 3. Allora, se invita un sindaco di Sovizzo,
io rispondo alle domande sul mio territorio, faccio fatica a parlare e a discutere degli argomenti nazionali, regionali. Se deve parlare di regione, dovrebbe invitare un assessore regionale, un consigliere regionale e trovare i problemi. Io posso sinceramente parlare del mio territorio, dei problemi nel mio comune, oppure dei miei comuni vicini, perché siamo in Unione Terre del Retrone, quindi potrebbero esserci. Però criticarmi su alcune affermazioni mie e dopo anche darmi la possibilità di un contraddittorio mi sembra. E non lo sta facendo, Sindaco, la puntata dura un'ora e un quarto. Io ho chiesto la parola ma non mi ha dato possibilità. Direttore, la puntata dura un'ora e un quarto. Allora, lei sarà anche sindaco di Sovizzo, però per andare avanti lei ha bisogno della politica, e della politica provinciale, regionale e nazionale, perché i sindaci vanno a Roma per cercare di portare a casa qualcosa in più. Per questo io non è che parlo solo di Sovizzo, lei è sindaco di Sovizzo, ma come tutti i sindaci che ho tutte le mattine in trasmissione, tutti quanti lamentano la poca vicinanza che hanno dalla politica governativa. Non ci ascoltano, eppure andiamo là, cerchiamo di avere il massimo, la coperta è sempre più corta perché i soldi arrivano da là. E se lei vuol fare prevenzione, bisogna anche lei, come tutti gli altri, che chieda la possibilità di avere più autonomia economica. Prego, Sindaco. Sì, no, ha ragione questo, però ha fatto delle affermazioni prima che sinceramente. Me ne dica quali, che così controbattiamo, no? Ad esempio quale? Quella della situazione del meteo, dei problemi del meteo nazionale. Io devo risolvere i problemi che ho nel mio territorio. Poi sì, devo andare a parlare della regione per la creazione del bacino di illuminazione, eccetera, e devo essere ascoltato. Però non posso risponderle su quelle opere che non sono state fatte in Emilia-Romagna, non sono state fatte in Campania. No, ma lei parla delle opere che non sono state fatte nel suo. Il bacino di laminazione è stato fatto? No, sta per essere. Ma è stato fatto? Stanno facendo, è passata adesso l'approvazione del via in regione e adesso inizieranno i lavori. Io starò attento, controllerò, cercherò, perché visto che è nel mio territorio, di sorvegliare la realizzazione del bacino, ma più di quello io non posso fare. Ma lei non deve parlare di altro, lei deve parlare di quello che vuole, Sindaco. Io i sindaci che invito tutte le mattine, le posso assicurare che non è da ieri che faccio questa trasmissione. Tutti quanti i riferimenti vanno a finire in Regione e a Roma. Se lei è più fortunato che dice a me non interessa parlare della Regione o di Roma perché io sto bene così, lei dice io a Sovizzo sto bene. Ho avuto anche il sindaco di Cortina che ha detto che lui non ha problema di soldi, che pagherà tutta questa pista anche dopo quello che sarà, e io e più di qualcuno ha detto andiamo tutti a Cortina perché si vive bene, non è il problema. Lei parla del suo territorio, Sindaco, dice le cose che vuole dire senza nessun problema. La puntata dura ancora più di mezz'ora, perciò penso che non ci siano problemi perché lei possa fare anche il contraddittorio. Adesso però devo andare in pubblicità. Prego. Siamo con Matteo Forlin, sindaco di Sovizzo, provincia di Vicenza, e siamo anche con un direttore importante di una comunità Villa San Francesco, Aldo Bertelle. Allora, sindaco, intanto ci racconti anche chi è, perché visto che abbiamo ancora tempo, adesso conosciamo questo sindaco. Allora, che partito, lista civica, perché non la conosciamo, perciò abbiamo piacere anche di conoscerla. Prego, sindaco. Non c'è la voce? Buongiorno, scusate. Io sono un sindaco civico, assolutamente la mia lista è una lista civica, non abbiamo orientamenti politici. Io sono stato sono l'ex sindaco del comune di Gambugliano che nel 2024 si è fuso col comune di Sovizzo e dal 21 gennaio 2024 è nato il nuovo comune di Sovizzo. Sono originario della provincia di Pordenone, come dicevo prima, e sono in politica da 11 anni ormai, quindi ho fatto l'amministratore consigliere di minoranza prima a Gambugliano, poi sono diventato sindaco e adesso sono sindaco di Sovizzo.
Allora, cosa vuol dire Sovizzo, sindaco, questa parola, perché prende questo nome? Ci sono varie ipotesi, si dice che sia Suis, che è quindi i suini, quindi si parla di maiali, ma ci sono varie idee sul nome, insomma. Sovizzo però è rimasto, perché posso dire che la fusione con Gambugliano è nata e poteva cambiare il nome del comune, però si è voluto mantenere il nome del comune più grande proprio per riuscire ad arrivare a questa fusione, che magari se si fosse cambiato nome magari non si sarebbe riusciti a concretizzarsi la fusione. Ecco. Allora, sa perché le ho fatto queste domande, sindaco? Sì. Perché lei non mi ha mandato niente, non ho una foto, non ho un video, anche se chiediamo a tutti i sindaci di mandarci qualcosa, perché io avevo ragazzini Sovizzo terrorizzati e lavoratori in nero. Capisce che quando io ho visto tirati fuori dal telegiornale, e le dico anche quando, l'11 ottobre del 2024, lavoratori in nero, capisce che sono temi che riguardano non solo Sovizzo ma tutta l'Italia. Lei forse no, è la prima volta che viene, ma a Rete Veneta non è che ci limitiamo a parliamo del paese, del sindaco, ma poi anche in generale, perché lei è un uomo, è anche un politico e perciò si parla un po' in generale, perché non avendo e non conoscendo bene la località capisce bene che io devo fare anche la trasmissione con qualcosa, no? Sì. E io non ho assolutamente, e appunto questi due servizi che il nostro bravo regista è riuscito a trovare. Ma quello che volevo capire è che la trasmissione si chiama Sveglia Veneti, non è che si chiami perché un sindaco sveglia per quel paese là o per quella città, si chiama Sveglia Veneti, perché purtroppo io ho aperto la trasmissione dicendo cosa ci troviamo tutte le mattine quando usciamo di casa. Che poi lei a Sovizzo sia più fortunato perché c'è questo bacino di laminazione o altro che ancora deve essere fatto, ma lei ha detto si farà e io controllerò e mi fa piacere, capisce bene che i temi sono di attualità che riguardano il paese in generale. Questa è la verità, sindaco. Che poi lei voglia fare il contraddittorio subito, ma il tempo c'è, come ha visto, anche per spiegare chi è questo sindaco che abbiamo ospite. Adesso andiamo dal direttore. Direttore, cosa dice? Questo contraddittorio che alla Mirella piace da morire, anzi vorrei tutte le mattine fare il contraddittorio, delle volte faccio anche fatica a farli parlare per far capire che il Veneto è in Italia e l'Italia è in Europa e l'Europa è nel mondo. Prego, direttore. Ma è un contraddittorio che nelle aree televisive e anche della carta stampata c'è. Però devo anche dire che il sindaco lo ho trovato puntuale, preciso, una bella persona che mi verrebbe da dire, insomma, io non voto lì e non guardo poi quello, ma insomma lei è stata capace di spingere, frenare, ma anche il sindaco è stato capace di essere una persona molto attenta e molto preparata. Allora cosa dice di questa società che sta cambiando, però dobbiamo preoccuparci dei pochi numeri, non dei grandi numeri, perché i pochi numeri possono diventare sempre di più. Io dico tutte le mattine, direttore, che forse se riusciamo a togliere queste mele marce o pere, quelle poche che ci sono, forse salviamo l'albero, ma se si va avanti così e se non si investe non andiamo da nessuna parte e questo preoccupa molto. Prego. Posso fare un passo indietro, se me lo consente? Lei aveva toccato il volontariato. Io vengo dalla storia di Nervo, dalla storia di Tavazza, dai veri grandi fondatori di uno spirito liberale favoloso. Nacque a Lucca con la Maria Letta Martini, che era vicepresidente del Senato della Repubblica. Personalità che chiamavano anche andare a piedi per una forza loro. Purtroppo il volontariato, noi abbiamo diversi operatori volontari che operano anche all'interno della comunità, ha subito quasi una industrializzazione per alcuni versi economica, svuotandola nella parte, poi capisco che bisogna rimborsare, capisco che è fatica, capisco tutto, e senza fatica, quindi sono su questo. Però forse oggi andare a parlare di volontariato a ragazzi non tira più, andare a parlare di volontariato ai giovani non tira più. E quindi bisogna quasi rifare questo paese che io non posso dire che adoro, perché si adora solo Gesù Cristo, siete che crede, niente di più. Ma questo è un paese per bene, alla fine nella sostanza delle parti semplici de terra, de strada. È un paese che meriterebbe avere una conferenza nazionale sulla vita, di prospettiva, di bene, di bello, di quello che si può fare
Cioè, io credo che potrebbe essere lei e la televisione che comincia a ripartire, no? Cominciamo da un paese, cominciamo poi ad arrivare al Veneto, cominciamo ad arrivare all'Italia, cominciamo ad arrivare al mondo. Guardi, posso dirle, se mi consente, se mi dà 2 o 3 minuti, avevo fatto una mezza questione bellissima con Samuel, che è un ragazzo della comunità confessato dal Papa a Lisbona, un ragazzo con qualche difficoltà, ma insomma che poi alla fine, per le stranezze della vita, è finito fino lì a occuparsi di Casa Italia, quindi l'organizzazione della giornata mondiale dei giovani di 2 anni fa. Allora, siccome che è un ragazzo con la sua storia, con il suo impegno, eccetera, buono, bravo, del mondo contadino, oggi quando ho finito qui vado a prenderlo e lo porto nel suo paese di origine perché vuole dire una preghiera al nonno che lo ha allevato. E ieri sera, quando è venuto alle 11 a salutarmi insieme al fratello, ho detto: domani andiamo a trovare il nonno Rino. Dobbiamo partire anche da questo. È importante ricostruire. Bene, siccome c'era stata una mezza discussione perché io dovevo andare a rastrellare perché passava una festa campestre, una corsa campestre, e ho detto: ma non te puoi rastrellare con un restel de fer, demmo sull'asfalto, che vuole un restel de plastica, di quei giusti, no, mi do per questo. L'ho detta in dialetto, per essere rispettoso. Allora sono partito dalla comunità di Villa San Francesco, che è la sede, e sono arrivato qui all'Arcobaleno in cerca di un rastrello. Mi ferma un giovane che è stato l'unico italiano che è rimasto in Israele, a Gerusalemme, sullo scoppiare di quella drammatica situazione. Finché non ci sarà pace a Gerusalemme, mi disse Piccirillo, ricordati Aldo che non si risolverà mai il problema palestinese e quant'altro. E parlava uno che sapeva le cose. Io rimasi impressionato e tacqui, non ho titolo per parlare, non avevo. Ebbene, una battuta che io ho fatto a questo giovane, molto preparato, molto bravo, un giovane feltrino, lui ha detto: guarda che devi parlare l'inglese che non sai. Come faccio a parlare l'inglese se non lo so? Mi parlo in dialetto, sai che poi mi criticano quando parlo in dialetto veneto, ma mi parlo anche con loro. Bene, per tirarla corta, a questi 2 studenti universitari di Gerusalemme, affrontando e vedendo la terra che hanno accarezzato, io ho detto: guardate che c'è anche qualche altro paese lì dentro. Ci sono anche paesi che magari voi, io vi avviso, poi fate come credete, accarezzate pure. E hanno accarezzato. Io chiesi: ma voi conoscevate la Golda Meir, la famosa primo ministro israeliano? Dice: non l'abbiamo certo conosciuta di persona, ma sì. Bene, io rimasi colpito. Posso andare avanti ancora un minuto? Sì, prego, poi una telefonata, prego. Dice: mi ricordo che ero 16-17enne e lessi un'intervista del Corriere della Sera e il giornalista di peso chiese: ma chi verrà a fare la pace con voi, signora Primo Ministro? E lei rispose: io non so chi verrà a fare la pace per primo, ma per secondo sì so chi sarà. Non pensava che fosse Sadat, che poi fu ucciso dai suoi, come Rabin fu ucciso dai suoi. Sì. Dobbiamo ancora tornare a ricordare. Io la ricordo spesso ai ragazzi che passano di qua. E quindi finì così, è storia. Poi fu raccontata, questi li provocai e dissi: ho trovato qui in comunità una calla, mio padre era appassionato di calle, una calla di vetrofusione, la portereste sulla sua tomba? Io purtroppo provoco, ma provoco a fin di bene, chiamo più che provocare. E mi hanno mandato la foto di loro 3 che mettono la calla su questa primo ministro. Fu la Giordania che arrivò per seconda, forse lei pensava così. Anche nella politica c'è l'opportunità. Certo. Ebbene, quando sono tornati giù hanno raccontato e mi ha chiamato un rabbino. Io vorrei venire a vedere perché ho trovato degli studenti che sono passati lì al Museo dei Sogni per capire qualcosa di altro è mutato anche in quel momento lì, in loro. Forse sono piccole cose, semplici, baggianate se vuole, quel tipo di piccole proposte che vengono fatte qua, ma non si sa mai dove si può arrivare. Sì, tanto è vero che per fare l'oceano bisogna iniziare dalla goccia dell'acqua, è famoso detto: metti la goccia nell'acqua nell'oceano. Abbiamo la nostra Adriana da Crocetta, vai Adriana. Ciao, buongiorno ai tuoi ospiti, lo sai che sono molto critica io, sia anche per te Mirella, perché tu stai incalzando anche il sindaco di Vicenza di Sovizza, che a un certo momento non può mica fare miracoli, neanche lui,
perché è sempre facile giudicare e dire si può fare, però bisogna vedere anche se si ha il materiale per fare. Hai capito, Mirella? Scusami se ti dico così. No, vai, fai bene, sennò intanto mi fa piacere, intanto telefonate e siete vivi, e io sono contenta che siate vivi. Io ti ascolto, cioè, penso da quando hai iniziato, e seguo sempre, ma stavolta mi sento di intervenire per... Ecco, io invece continuo veramente a solleticare i sindaci, perché veramente io sono molto preoccupata, cara Adriana. Io ho un banco solidale e oggi do da mangiare a 600 persone con i miei volontari che sono là in questi momenti, che stanno cercando di sopperire a quello che non riesce a fare la politica, cara Adriana. E mi dispiace per te, ma io continuerò in questo a sollecitare i sindaci, perché anche loro quasi tutti hanno i banchi alimentari. Ieri mi è arrivata una montagna di roba e l'ho divisa anche con tanti sindaci. Anche oggi verranno a prendersi questo materiale, perché c'è una povertà che voi non vedete ma che mi fa paura, cara Adriana. Perciò io sollecito anche e stuzzico anche questi sindaci per far capire, visto che loro sono eletti dai cittadini e sono gli unici che hanno gli eserciti, sono quelli che li votano, forse di essere meno tiepidi, di farsi ascoltare di più, perché adesso ci sono le elezioni, è tutto fermo. Io non so se qualcuno riuscirà a fare qualcosa, ma io sento qua tu bussi ma nessuno apre, perché in questo momento c'è la politica che regna sovrana, le poltrone, questo sta succedendo. Allora Sindaco, come ci saluta, cosa vuole dire? Ecco, è per il secondo, terzo mandato, ecco, ha sentito a Monfalcone, è stato rieletto il sindaco della Lega, molto importante per loro, il 70%, prego. No, allora, intanto volevo ringraziare il direttore per le belle parole che ha speso sia per me che per l'argomento molto importante, e poi dire che non vi ho mandato delle foto di Sovizzo, però veramente meriterebbe, vi invito a venire a Sovizzo anche per il paesaggio che c'è a Sovizzo. Abbiamo delle colline un bel video, magari bellissime. Sindaco, faccio un bel video che lo facciamo vedere, perché è importante, Sindaco. Magari potrei mandarvi anche delle foto, perché io sono amante delle foto, sono un fotografo amatoriale, quindi mi piace fare le foto e ho delle bellissime foto di Sovizzo. E non le ha mandate? E non le ha mandate? No, non so, mi dispiace. Perché glielo diciamo, sappiate a casa che glielo diciamo, No, è vero, mi è stato detto di mandare del materiale, ma non avevo capito anche materiale fotografico. Se no ve l'avrei mandato molto volentieri, perché poi specialmente anche con il drone si riescono a fare delle foto bellissime delle nostre zone. Alla prossima volta allora, Sindaco, così magari si parlerà anche del bacino di eliminazione, se è stato fatto, e saremo contenti. Vieni a vederlo quando è realizzato. Sicuramente, Sindaco. La ringrazio e buona giornata. Sentiamo anche come ci saluta l'altro ospite, il direttore Aldo Bertelle della Comunità San Francesco. Direttore, come ci saluta? Vi saluto con le chiavi. C'è in corso una mostra bellissima, le chiavi della porta della tua vita. Bello. Chiavi arrivate da 40 paesi del mondo, ma chiavi cariche di storia, di missionarietà, di volontariato, di vita, di morte. Io vorrei salutarvi con questa chiave, che è forse la chiave della speranza. Un bambino veneto, e mi fermo a Veneto per rispetto, che ha preso da un tumore tremendo, inoperabile, affronta con coraggio la propria storia dolorosa. Io ogni tanto lo vedo, ha fatto la chiave assieme al papà in oncologia pediatrica a Padova. E qui tra i tantissimi che sono venuti c'è stata anche una giornata impegnativa su questo, con scienziati, con la città della speranza, con chi ha parlato, con chi ha portato, senza paura di niente. E il ragazzo, mi sono permesso di dirgli: tu sei cresciuto di 5 anni perché il dolore ti ha trasformato, però tu la storia del tuo dolore, di cui non dovrai mai diventare un protagonista, dovrai metterla a disposizione di chi ti chiederà un parere. Bene, c'è stata fatta un'intervista, io parlo perché c'ero nella sala blu, sala Riboldi, del grande vescovo di Acerra, che era uno dei tanti amici della comunità, e gli ha detto: cosa leggi? Leggo Anna Frank. Io sono rimasto senza parole. E allora mi piacerebbe salutare prima di tutto lei, e continui così, io non sono nessuno per consigliare niente a nessuno.
però oggi ho passato una bellissima ora. Ecco. Le chiedo di continuare, chi vorrà provare a seguirla o comunque seguire anche altre parti, libero di farlo e in senso gioioso. Grazie. Ecco, il dolore trasforma, ma il dolore ha un suo senso, quando è capito, colto e anche accarezzato. Guardi, direttore, la ringrazio per le parole, veramente la ringrazio, non merito così tanto, come ripeto, io cerco solo di portare alla luce quelli che tanti mettono sotto il tappeto, che è la polvere. Ecco, io non voglio la polvere sotto il tappeto, ecco, e questo spero che lo facciano in molti. Grazie direttore, buona giornata e buona Pasqua a lei e tutta la sua comunità. Grazie, grazie, pubblicità. Sono partiti i lavori di ristrutturazione dell'ex scuola media Campodoro. Le opere, iniziate da qualche giorno, dureranno circa un anno. Costerà 1.200.000 euro, 700.000 euro verranno coperti grazie ad un finanziamento della Regione Veneto. Al piano terra sorgerà la nuova biblioteca e la sala consigliare. Al piano superiore, nelle 3 aule presenti, ci saranno spazi per le associazioni, i giovani e gli anziani. Il sindaco di Campodoro, Gianfranco Vezzaro, ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo per verificare l'avvio dei lavori. Da una settimana sono partiti i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell'edificio che ho alle mie spalle, che sono le ex scuole medie di Campodoro. Cosa nascerà? Un centro polifunzionale con aule dedicate ai giovani e agli anziani, la biblioteca nuova, la nuova sala consigliare, grazie al contributo della Regione Veneto di 700.000 euro. Un progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale, finalmente ci siamo. E abbiamo visto questa scuola, ma la vediamo, la stanno facendo e ne parliamo questa mattina con un altro sindaco, Gianfranco Vezzaro, sindaco di Campodoro, provincia di Padova, che è qui con noi. Allora sindaco, intanto iniziamo a dire chi è il sindaco Gianfranco Vezzaro, di quale coalizione? Allora, noi abbiamo, il mio è il secondo mandato, abbiamo fatto nel primo mandato una lista con i simboli di partito, con la Lega e Fratelli d'Italia. A giugno dello scorso anno mi sono ripresentato con in più anche Forza Italia, quindi tutti e 3 i partiti di governo sostanzialmente, quindi un centrodestra vero per Campodoro. È stato, come dire, un'esperienza particolare perché in un piccolo comune tendenzialmente, vedo anche gli altri comuni, cercano di fare delle liste civiche. Noi abbiamo avuto il coraggio di mettere i simboli di partito perché questo va comunque a identificare il sindaco e la squadra del sindaco e credo sia anche una questione di trasparenza nei confronti dei cittadini, cioè io la vedo così, la leggo così. Poi è anche un discorso che viene collegato ai partiti, nel senso che avendo un rapporto con i partiti e quindi essendo identitari c'è un canale privilegiato poi che si apre anche con la politica regionale, la politica nazionale, perché il sindaco sì ha le risorse di bilancio, diciamo, che provengono poi dalle tasse che pagano i cittadini, no? Sappiamo che insomma l'IRPEF e l'IMU sono tasse pagate dai cittadini, ma abbiamo bisogno per poter sviluppare il nostro territorio di risorse che non sono risorse comunali, ma che sono risorse magari regionali o nazionali. Ecco, questo ci permette di aprire dei canali poi con il Consiglio regionale, con i consiglieri regionali o con i parlamentari o anche a livello europeo per poter poi accedere a dei bandi. E avete visto adesso il lavoro che stiamo facendo, la ristrutturazione e riqualificazione energetica della ex scuola di Campodoro, perché abbiamo un polo scolastico bellissimo nuovo. Siamo riusciti attraverso appunto la regione e il cofinanziamento è di 700.000 euro, che non sono pochi, e quindi il comune, anche il piccolo comune, ha la possibilità di sviluppare, di progettare e dare spazi e servizi ai cittadini che non potrebbe in alcun modo fare, diciamo, vivendo nella sfera delle risorse di bilancio del comune. Quindi è stata anche una scelta che guardava con un occhio a queste possibilità e insomma i risultati poi lavorando e avendo dei rapporti arrivano in qualche modo. Guardi, la ringrazio sindaco Vezzari, lei non era qui, non ha seguito la prima parte col sindaco Follin,
perché lui era un po' rammaricato perché io parlavo appunto in generale della provincia, della regione, del governo di Roma e non parlavo di Sovizzo. Ma io ho cercato anche di fargli capire che non è che devo parlare solo di Sovizzo e di quel sindaco, io devo parlare dei sindaci, dei problemi che hanno tutti, da nord a sud, a est a ovest, che se vogliono migliorare la qualità del loro paese devono appoggiarsi alla politica. Che siano civici, che non siano civici, è la politica che tira fuori i soldi. Perciò io sono più fortunata, e questo l'ho detto anche ieri un altro sindaco, sempre civico, che ha fatto 4 bandi e li ha persi tutti 4, non li ha vinti neanche uno, ho detto forse è meglio che si appoggi a un partito politico e magari qualche bando riesce a vincerlo. Sbaglio io o c'è qualcuno che continua a non capire che bisogna allargare le menti anche se va bene nel tuo paese? No, assolutamente, è correttissima la lettura, nel senso che, mi ripeto, nel senso bisogna avere comunque un collegamento con la politica che conta, perché alla fine, voglio dire, le risorse arrivano, soprattutto arrivano dalla regione, attraverso la regione, dall'Europa, ma anche dallo Stato centrale, dal governo centrale, quindi bisogna avere comunque un rapporto con la politica e questo è fondamentale e importante. Poi, ripeto, le liste civiche magari, come dire, hanno una visione della gestione comunale diversa, per carità di Dio, ce ne sono tante liste civiche, io ho tanti comuni amministrati, però cercano sempre di trovare il rapporto con la politica, perché anche attraverso la provincia, anche se le province sono enti di secondo livello, le province comunque ancora hanno delle deleghe importanti e comunque si possono fare dei lavori, scuole, per chi ha le scuole secondarie di secondo grado, e anche le strade, che sono comunque importanti perché tutti i comuni sono attraversati a strade provinciali, quindi il rapporto anche con la provincia, che ormai sembra un ente, come dire, che non esiste più, in realtà ci dà la possibilità anche con la provincia di avere un rapporto di collaborazione e soprattutto di portare a casa risorse per poter fare quello che serve e quello che i cittadini in qualche modo ti chiedono in campagna elettorale. Perché servono strutture, servono investimenti, serve comunque avere una visione, diciamo, non, come dire, chiusa, no? Una visione aperta, in modo che anche, ripeto, i piccoli comuni come il mio abbiano la possibilità di avere qualche opera in più, qualche struttura in più, qualche servizio in più per i cittadini. Guardi, la ringrazio sindaco, perché Sveglia Veneti serve proprio a questo, a svegliare anche qualche sindaco che ancora continua a non capire che forse anche facendo una squadra, anche tra la fusione e l'unione dei comuni, io vedo molti arroccamenti delle volte, mentre ho altri sindaci che dicono non ce la facciamo più a rimanere così, bisogna che ci allarghiamo, perché le persone chiedono sempre di più, hanno bisogno di risposte, e le risposte le fai solo se fai prevenzione. Per fare prevenzione bisogna che qualcuno investi in denaro, non c'è niente da fare, non è che da solo hai la bacchetta magica e puoi risolvere i problemi. I soldi arrivano da Roma, Roma le dà alle regioni e le regioni le distribuisce, funziona così. Cos'è che la preoccupa di più in questo momento, sindaco? Allora, la situazione, diciamo, credo sia un problema generale, non è solo un problema del mio comune, la questione appunto che riguarda il sociale. Il sociale diventa sempre di più un impegno sia per gli amministratori ma anche per la struttura comunale, perché sempre più persone hanno necessità di avere come punto di riferimento il comune, che è come dire, il primo front office, no? Uno che ha un problema, dove va? Si rivolge al comune o direttamente al sindaco. E questo è sicuramente negli ultimi anni, soprattutto dopo il Covid, devo dire, è aumentato in maniera esponenziale, quindi famiglie in difficoltà, persone fragili, abbandonate, tanti anziani abbandonati, perché non c'è più, come dire, la struttura che c'era fino a qualche anno fa, dove gli anziani rimanevano in casa e i figli avevano la possibilità poi di seguire i genitori anziani. Adesso diventa tutto problematico perché i figli devono lavorare, perché non c'è più tempo, non si trova più tempo per seguire i genitori, quindi magari si cercano strutture, chi ha la possibilità economica può chiaramente avere la disponibilità di trovare un posto in una struttura, chi non ha la possibilità economica chiaramente ha delle grosse difficoltà e quindi cerca di rivolgersi attraverso l'assistente sociale al comune per trovare una soluzione. Molte volte diventa, e non solo questo, cioè non solo questa casistica degli anziani, ma anche famiglie fragili o magari famiglie di immigrati che, come dire,
arrivano, hanno una visione dell'Italia magari dipinta in qualche modo e poi arrivano qua e si trovano in difficoltà, perché qui comunque bisogna pagare le bollette della luce, del gas, l'affitto, insomma quello che quotidianamente facciamo tutti, però avendo, come dire, un approccio magari anche sul mondo del lavoro diverso rispetto al nostro, perché questa è la realtà, si trovano spesso e volentieri in difficoltà, ecco, dove poi intervengono i servizi sociali, e questo per i comuni, soprattutto per i piccoli comuni, diventa un problema di bilancio, perché vuol dire investire molti soldi sul sociale. Scusate, si sente un rumore qua dentro di risate, chi c'è? Andrea? Andrea? Non so, scusi Sindaco, perché c'era ho visto che fuori ci sono dei ragazzini della scuola, probabilmente sono loro che si stanno spostando all'interno dello studio. Non so cosa c'è, si sente un ritorno di risate, forse fuori, non so. E quindi pesa in maniera importante, preponderante poi sul bilancio comunale. Ecco, questo è un problema che i comuni hanno in questo momento. Adesso speriamo che con gli ATS, è stata approvata la legge regionale sugli ATS, gli ambiti territoriali sociali, questa cosa venga in qualche modo gestita in maniera diversa, perché credo che il problema del futuro sarà questo. Senta Sindaco, lei ha capito qualcosa di questi ATS? Perché ho tutti i sindaci che vengono che sono con le mani nei capelli. Allora, c'è una confusione che regna sovrana, non riusciamo a capire cosa sta succedendo. Prego. Allora, la legge nazionale è una legge del 2000, è stata la Regione del Veneto è stata l'ultima a recepire la legge nazionale. Gli ATS sono delle sovrastrutture, sostanzialmente quello che accade, almeno nel mio territorio adesso, noi abbiamo la conferenza dei sindaci che in qualche modo, come dire, fa da tramite rispetto alle ULS e si discute appunto di problemi che riguardano di carattere sociale. Gli ATS sono delle strutture organizzate, quindi come dire, strutturate, che in qualche modo vanno a rispondere alle esigenze dei comuni, mettendosi assieme e quindi cercando di trovare anche risorse alternative rispetto alle risorse di bilancio del comune. La Regione ha messo a disposizione parecchi soldi per mettere in piedi questi ATS qua, e questo dovrebbe anche andare poi nella direzione di, tra virgolette, dividere la spesa sociale tra tutti i comuni che faranno parte degli ambiti territoriali sociali. Sperando che tutto questo non diventi una sovrastruttura che costi solo ai comuni e ai cittadini, ma che sia una struttura che poi sia in grado di dare servizi ai cittadini, che è quello che ci interessa a noi come sindaci, perché ora ci stiamo, tra virgolette, arrangiando con gli ATS, dovrebbero essere gli ATS poi a gestire questo tipo di problematica qua. Però ripeto, la paura che abbiamo un po' noi come sindaci è che non diventino poi altre strutture in qualche modo da pagare, quindi che i comuni dei carrozzoni, esattamente, ma che diventino delle strutture efficienti per dare risposte ai cittadini, che è quello che ci interessa come sindaci. Sindaco, non è che invece di un carrozzone stanno facendo un'altra partecipata, che poi sappiamo, io sono molto preoccupata di questo, che poi sappiamo il giro dell'oca dove vanno a finire i soldi, partono da una parte per arrivare sempre allo stesso punto, e questo preoccupa molto, perché il sociale è preso veramente con le bombe, male, siamo presi malissimo, abbiamo bisogno di sempre più servizi alle persone, non hanno fatto le strutture per le RSA, ne abbiamo pochissime, liste d'attesa enormi, ma anche se non abbiamo i professionisti da mettere dentro. Certo. Allora come risolveremo il problema? Basta vedere le case di comunità, gli ospedali di comunità come sono messe, non va bene questa storia, bisogna avere il coraggio di dire, inutile che qualcuno mi dica ma non devi chiederlo ai sindaci. Certo che lo chiedo ai sindaci, sono gli unici che sanno veramente i problemi del territorio. Certo. Se poi uno vuole sorvolare perché il tema non lo tocca o politicamente sta girando da un'altra parte, è un problema suo, non mio. Prego Sindaco. No, allora il sociale, come dicevo prima, è un problema importante, è un problema che dà grosse preoccupazioni ai sindaci, ma non solo dal punto di vista poi della gestione della cosa, ma ripeto anche dal punto di vista economico. È vero che non ci sono strutture, è vero che ci sono liste d'attesa incredibili, tante persone chiaramente si rivolgono al sindaco perché il sindaco in qualche modo dia una mano, ma non è sempre così semplice. Ripeto, speriamo che gli ATS in qualche modo siano degli interlocutori per la politica che poi decide, la politica anche che in qualche modo muove risorse,
per riuscire in qualche modo a trovare soluzioni, perché quello che ci aspettiamo noi non è che gli ATS diventino, ripeto, dei carrozzoni come diceva lei Mirella, ma che diventino strumenti per i sindaci che diano risposte ai cittadini e al territorio, perché sempre di più vediamo che è un paese che sta invecchiando, quindi le problematiche aumentano sempre, ogni giorno. Le risposte che si devono dare devono essere risposte concrete e soprattutto andare incontro alle esigenze dei cittadini. Molte persone hanno difficoltà economiche, le risorse economiche sono fondamentali poi per dare risposte. Ci troviamo, non dico quotidianamente, ma quasi a dover pagare magari o la bolletta della luce o la bolletta dell'acqua o qualsiasi altra del gas perché chiaramente poi le aziende fanno il loro mestiere, cioè se uno non paga vanno a chiudere il contatore e abbiamo magari famiglie che rimangono al freddo o senza elettricità, ma anche anziani, capita anche agli anziani. Soprattutto a loro, ecco. Il giovane bene o male il freddo non è che lo senta esatto, molto, ma gli anziani che hanno queste problematiche. E invece si va dove? Si va alla telemedicina, digitalizzazione, anziani. Poi andiamo a vedere, no, perché deve partire il servizio sindaco, poi sì. Continua. Andiamo col servizio. Digitalizzazione anziani. La transizione digitale ci porta davanti a un paradosso, che è quello per cui da un lato vengono resi più efficienti i servizi della pubblica amministrazione, dall'altra parte se abbiamo dei cittadini che non sanno accedervi, la transizione digitale diventa un ostacolo alla fruizione di quegli stessi servizi. Per non lasciare indietro nessuno sul piano digitale, il Comune di Padova ha creato i punti digitale facile per favorire l'inclusione della cittadinanza meno esperta. 6 gli sportelli aperti in città. I centri di facilitazione digitale sono 6 in tutto, di cui 5 fisici, uno presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico del Comune di Padova qui a Palazzo Moroni, uno presso l'ufficio progetto giovani sempre a Palazzo Moroni, uno presso la casa di quartiere Arcella nel quartiere nord in viale Arcella 23, uno nel quartiere sud-est in via Guasti 12, uno quartiere ovest via Dal Piaz e uno all'URP del settore servizi scolastici in via Raggio di Sole. A questi si aggiunge un centro mobile che appunto si sposta nei quartieri a seconda di quelle che sono le esigenze delle associazioni che chiedono di poter usufruire di questi corsi. Oltre a questo, 2 progetti paralleli con l'università e la Federazione dei Medici di Famiglia per raggruppare i volontari che aiuteranno i padovani con le tematiche digitali. Sono stati avviati una serie di eventi pubblici, tra cui quello che si svolgerà il 16 aprile alle ore 18:30 presso il centro di quartiere di via Guasti 12, proprio in materia di telemedicina, per dare ai nostri cittadini la possibilità appunto di accedere al fascicolo telematico, di prenotare le visite, scaricare i referti tramite i siti della Regione Veneto. Allora, Sindaco, non è che qualcuno sta correndo troppo, e parlo della politica, rispetto a quella che è la conoscenza di questa nuova tecnologia da parte dei diversamente giovani? Perché io vedo che i servizi alle persone che loro chiedono sono altri, non sono questi. Questi serviranno anche in futuro, però bisogna accompagnarli, bisogna avere dei giovani che sappiano ascoltare e far sì che questi anziani, diversamente giovani come li chiamo io, riescano ad operare questi nuovi strumenti, perché al momento non lo sanno fare. Questa è la verità. Inutile che vengano a raccontarmi ma ho fatto tutto per via non lo sanno fare, se non hanno il figlio, il nipote, prego. No, in effetti è così. Allora a noi capita spesso e volentieri che qualche anziano, e non solo anziani, vengono in municipio per chiedere come si utilizza lo SPID. Sappiamo che per entrare nella pubblica amministrazione, anche per scaricare attraverso il fascicolo sanitario gli esami, si entra con lo SPID, e molte persone chiaramente sono in difficoltà, vanno in difficoltà, non riescono a utilizzare lo smartphone come uno di 30 anni, questo è ovvio, perché la tecnologia ha fatto comunque passi da gigante. Si sta investendo molto sul digitale, però dovremmo in qualche modo, come dicevi tu, accompagnare chi non ha avuto la possibilità di, come dire, di conoscere, no, in maniera così
precisa l'utilizzo dello smartphone o del computer, accompagnarli in un percorso in modo di renderli autonomi. Quello che stiamo facendo, prima vedevamo il discorso appunto della ristrutturazione delle ex scuole, lì l'intenzione è quella di fare un'aula dedicata agli anziani, dove un paio di volte alla settimana attraverso dei professionisti accompagnare appunto gli anziani nell'uso del digitale, quindi spiegare come si scarica, non so, l'esame dal fascicolo sanitario, piuttosto che, non so, fare un pagamento con la pubblica amministrazione, e comunque le problematiche che hanno quotidianamente, perché ormai tutto è telematico, e quindi, ripeto, bisogna in qualche modo insegnare alle persone che non hanno avuto la possibilità e che magari non si sono mai occupati, interessati di queste cose qua, perché normalmente gli anziani utilizzano il telefono solo per rispondere al telefono, cioè il telefono per loro è il telefono, alzano il telefono e rispondono al telefono. Prima avevo sindaco ospite Aldo Bertelli, che è direttore di questa comunità San Francesco importantissima, quale diceva: i giovani parlano più di volontariato, fanno fatica ad avvicinarsi al volontariato, ed è vero, perché noi li abbiamo tutte le associazioni, compresi gli alpini, che sono veramente in crisi. Forse dovremmo, più di parlare di volontariato, parlare di aiuto alle fragilità, che vuol dire lavorare a 360 gradi, chiedere a questi ragazzi, andando nelle scuole, di uscire il pomeriggio per aiutare queste persone a imparare, perché bisognerà pure iniziare da qualche maniera, perché il futuro è così. Ormai avete visto fare i giretti nello spazio, i milionari, ecco, invece di aiutare qualcosa e qualcuno che ha bisogno, associazioni, anche amministratori, vanno a fare i giretti nello spazio, chi ne ha più ne gode, questa è la verità, ma il mondo funziona così da quando è nato, non è che cambi. Però iniziare anche a chiedere a questi giovani, chi vuole oggi pomeriggio iniziare un percorso, queste figure, perché se loro sono diventati così bravi, anche i loro genitori, è merito di queste figure che abbiamo relegato su un angolo. Tanto cosa porta il diversamente giovane? No, porta tanto, sono dei scrigni meravigliosi che abbiamo. Sindaco. Allora, per quanto riguarda il volontariato, i giovani non si avvicinano perché, non tanto per colpa loro, ma secondo me perché non nasce un'educazione anche a scuola sul volontariato. Noi stiamo facendo dei percorsi, per dire, all'interno del nostro polo scolastico, con i ragazzi delle medie, facendo conoscere il volontariato con la protezione civile e in altri ambiti di volontariato. Però non è semplice, perché siamo talmente compressi tutti i giorni, anche i nostri ragazzi, che hanno mille cose da fare, perché quando escono da scuola devono andare al corso di danza, piuttosto che a karate, piuttosto che a fare 1000 sport, cioè, quindi uno ha la giornata che è completamente impegnata da dopo la scuola fino alla sera, con 1000 attività che nulla hanno a che fare poi col volontariato, e quindi non c'è il tempo, non hanno il tempo materiale per poter fermarsi e riflettere, non è come 30-40 anni fa. Poi giustamente, come dicevi tu, l'insegnamento che è stato trasmesso, per dire, a me ma a tanti altri, dai nonni, perché una volta c'era molto più tempo e c'era la possibilità di stare assieme con i nonni. Ecco che i nonni trasmettevano dei valori che adesso non si riescono a trasmettere, ma proprio per mancanza di tempo. Quindi bisognerebbe fermarsi un pochettino tutti, fare delle riflessioni e far capire ai giovani che tutto questo è importante. Non è importante solo l'utilizzo dei videogiochi, dello smartphone, di giocare a pallacanestro o fare qualsiasi altro tipo di attività. È importante crescere in una società dove anche la singola persona può aiutare, può fare del bene, può fare il volontario, può dedicare un po' di tempo per dire: io sono un donatore del sangue. È sempre più difficile trovare donatori del sangue, perché la gente non ci pensa, non ha il tempo, ma devo fare le visite, devo perdere tempo, devo andare a donare il sangue, perdo 2 ore di tempo qua e là. Ecco, io, per dire, ho convinto mio figlio a fare anche lui il donatore di sangue. Bisognerebbe comunque impegnarci tutti nel trasmettere questi valori, perché questo serve, perché io dico sempre, dove non arriva l'istituzione c'è il volontariato, che è fondamentale. Abbiamo allora un altro servizio, andiamo a Trieste e vi porto, perché purtroppo continuano le truffe agli anziani. Andiamo a vedere.
È sicuramente uno dei reati più spregevoli, perché va non solo a colpire delle persone che appartengono alla fascia più esposta e più debole della popolazione, ma anche perché, come ho detto, le priva della loro stessa identità, del loro stesso amor proprio, oltre che dei loro beni. Continua l'impegno dell'Arma dei Carabinieri per sensibilizzare la cittadinanza e le persone più anziane sul rischio delle truffe, un reato odioso che colpisce le fasce più deboli della popolazione. Appuntamento oggi alla sede Illy di Via Flavia, sottoscritto un accordo per informare i cittadini direttamente negli oltre 260 punti vendita di Illy Caffè. La lotta alle truffe passa essenzialmente dall'informazione preventiva, perché è un tipo di reato che si potrebbe veramente sconfiggere se riuscissimo ad avvisare tutte le potenziali vittime, mentre intervenire a posteriori è spesso molto difficile. Per questo ci è stata particolarmente utile la disponibilità offerta dalla società Illy. Noi crediamo molto nella responsabilità sociale delle aziende, crediamo che le aziende debbano assumersi la responsabilità di contribuire al benessere della collettività e oggi siamo veramente onorati di poterlo fare a fianco dei Carabinieri, un'istituzione che è un punto di riferimento per il nostro Paese, un'istituzione che ha valori forti come la dignità, il senso del dovere, la responsabilità nei confronti degli altri, che sono valori nei quali crediamo anche noi come persone e come azienda. Ecco, qui si tratta di fare prevenzione, Sindaco, ma siamo sempre qua in Veneto, come che a coperta è cortissima anche per voi, perché per fare queste cose, fare prevenzione, ci vogliono soldi. Certo. E al momento non mi sembra che i sindaci, a parte qualche raro caso, come avete sentito, ecco, che va tutto bene, ci sono dei problemi che sono veramente grandi. Comunque, Prego. Allora, noi abbiamo fatto già 2 serate con i Carabinieri, perché bisogna avere, il sindaco deve avere un rapporto poi con le forze dell'ordine importante, solido, per scambiarci tutta una serie di informazioni, perché solo così riusciamo in qualche modo poi a gestire situazioni come queste, perché il cittadino magari chiama il comune, non chiama i Carabinieri, insomma bisogna interfacciarsi poi su queste cose qua. Abbiamo fatto delle serate che sono state partecipate, dedicate appunto alle truffe agli anziani, e il comandante dei Carabinieri, noi abbiamo la stazione di Mestrino che è un comune limitrofo, ha spiegato bene quali sono poi tutti gli stratagemmi che utilizzano questi delinquenti, perché sono dei delinquenti, per truffare gli anziani. Abbiamo fatto anche una giornata che è stata interessantissima poco tempo fa alle scuole elementari, dove abbiamo, sempre con la collaborazione dei Carabinieri, portato i Carabinieri, quindi i Carabinieri della stazione di Mestrino, più i Carabinieri forestali, gli artificieri, insomma abbiamo fatto vedere ai ragazzini e ai ragazzi cosa vuol dire essere carabinieri, cosa fanno i Carabinieri per il nostro territorio, cosa fanno per la nostra sicurezza, quindi bisogna anche là investire, collaborare con le forze dell'ordine per far passare dei messaggi che sono dei messaggi di regole, perché questo serve per la convivenza sociale. In più, io non dico ogni mese, ma quasi, sui social cerco di martellare per sensibilizzare gli anziani appunto a stare molto attenti quando rispondono al telefono, con chi parlano al telefono, cioè prima di fare qualsiasi scelta, prima di non so, dare il numero della carta di credito, il numero del conto corrente o comunque informazioni sensibili, che si confrontino, se hanno necessità, se sono da soli, col comune se serve, o con i Carabinieri meglio, o con i figli, con gli amici, con i vicini di casa, che magari il vicino di casa è anche un amico che ogni tanto va a vedere l'anziano, un colpo di telefono, oppure esce di casa, va, gli chiede: ascolta, mi ha chiamato questo, cosa devo fare? Perché a volte cosa che fanno? La truffa è: il figlio ha fatto un incidente, ha bisogno di soldi, l'avvocato mi chiede 2.000 euro, è stato ricoverato in ospedale, cioè vanno a toccare tutte le sensibilità. Quindi bisogna stare molto attenti. Su questo chiaramente bisogna fare informazione continua. Noi la facciamo, i Carabinieri la stanno facendo, ripeto, bisogna sempre essere, come dire, interconnessi in questo e scambiarsi una serie di informazioni per riuscire poi a gestire queste situazioni. 15 giorni fa c'è stata veramente nel nostro comune tutta una serie di telefonate, perché evidentemente fanno per territorio, no? Quindi sì, il nostro comune è il comune limitrofo, e poi magari si spostano da altre parti. Ecco, questa è delinquenza, va segnalata, anche se magari per qualcuno sembra, come dire, una cosa banale, si mette a ridere e butta giù il telefono. È bene segnalare, perché segnalando poi magari qualcosa, facendo tutta una serie di controlli, magari
anche con i tempi un po' lunghi, perché magari non riusciamo immediatamente, però insomma si riesce a fare sempre qualcosa di positivo e magari riuscire poi a metterli anche in galera questi delinquenti qua. Sindaco, non è il caso, come ho chiesto e qualche sindaco l'ha anche fatto, di fare anche un censimento di quelle che sono le realtà del proprio paese, del proprio territorio, per vedere dove si deve andare a cercare di risolvere il problema? Perché io delle volte ho dei sindaci che dicono ma va tutto bene, non c'è questo problema, i servizi sociali funzionano, poi arriva la telefonata alla Mirella e dice sindaco guarda che non è proprio così. Vero. Forse dovremmo, come diceva anche il sindaco di Cimadolmo, come sono stato eletto, la prima cosa che ho fatto, mi sembra sia la terza volta che viene rieletto, sono andato casa per casa a vedere la situazione com'era, perché solo aprendo quella porta riesci ad avere e capire la necessità di quella famiglia. Forse con queste mail, con queste telefonate, forse dobbiamo andare oltre, ritornare a fare un passo indietro come si faceva una volta. Aspetta che un pezzo che non vedo più quella persona, che vado a vedere veramente all'improvviso come sta. Cosa dice sindaco? Dico che sarebbe opportuno fare questo, perché giustamente prima si diceva le difficoltà che hanno gli anziani nell'utilizzo dei social, quindi magari non hanno i social, non hanno Facebook, non hanno Instagram, quindi non riescono a vedere delle informazioni che facciamo veicolare attraverso questi canali. Io sono sempre in mezzo alla gente e credo che un sindaco non debba stare barricato all'interno dell'ufficio o fare, come dire, il semplice impiegato, ma deve uscire, deve comunque sentire le problematiche dalla viva voce delle persone, perché poi tutte le cose che sono scritte anche sui social, no? Uno scrive e poi alla fine magari sono notizie riportate, cioè, quindi viene tutto travisato. Io dico sempre non utilizzate i social, se avete un problema venite da me che io vi ricevo, non c'è nessun tipo di problema, alzate il telefono, mi chiamate, io sono a disposizione, ma io tutti i giorni sono in mezzo alla gente, quindi frequento, non dico tutti i posti del paese, ma quello che riesco a fare, sento i commercianti, parlo con i miei concittadini e quindi cerco di capire effettivamente quali sono le problematiche, anche perché solo così hai delle informazioni che poi ti permettono di migliorare, perché se non raccogli informazioni del territorio non è che migliori, sei convinto che quello che stai facendo va tutto quanto bene, ma in realtà il sindaco deve ascoltare anche quello che dicono i cittadini, soprattutto quello che dicono i cittadini, perché le problematiche vengono segnalate comunque dai cittadini, cioè la strada che è messa male, magari tu passi una volta, non hai, come dire, la percezione, ma chi ci abita là magari ti dice guarda sindaco c'è il fosso che l'acqua quando piove non passa perché il tubo è l'asfalto che è da rifare, la buca da sistemare, oppure c'è la signora che abita in quella casa che ha problemi, non la vedo da tanto tempo, magari non è il caso che qualcuno vada a suonare il campanello, cioè bisogna essere attivi sul territorio ed essere in mezzo alla gente, che è quello che deve fare un sindaco. Infatti ieri è arrivata una telefonata proprio di una persona di Vigonza, fatalità avevo anche il vice sindaco, ecco, il quale ha detto guardate che io non riesco a uscire con mia moglie, abbiamo anche dei problemi di ambulazione, perciò metteteci a posto quel marciapiede, se no noi non usciamo più. Io ho fatto molte sollecitazioni ma nessuno si è fatto sentire, allora il vice sindaco ha detto adesso prenderò, però si rimane, perché funziona così, non è che noi scopriamo l'acqua calda l'hanno già scoperta da tanto tempo, forse è basta copiare. Basta copiare, bravissimo, ma soprattutto forse ci siamo troppo su queste poltrone, con questi computer, con questi telefoni, invece bisogna uscire, muoversi come facciamo noi del mondo del volontariato e forse si riuscirà a trovare anche meno persone sole in casa, oppure anche salvare qualche persona che ha degli istinti veramente incredibili di suicidi, perché avete sentito quel famoso attore, aveva la villa invasa dai topi, sembra che sia successo per quello che è morto Jay Aikman, invasa dai topi. Allora, qualcuno non ha visto, qualcuno non ha segnalato, capisce che Minnovò gira non solo nel Veneto ma nel mondo, ecco, le fragilità. Cosa dice Sindaco? Ma diciamo che forse da questo punto di vista siamo messi meglio degli Stati Uniti, nel senso che il nostro welfare, come dire, funziona meglio rispetto a quello degli Stati Uniti. Gene Hackman probabilmente, insomma, non credo avesse bisogno dei servizi sociali, insomma, un attore famosissimo, probabilmente plurimiliardario, credo io. Però la situazione della depressione
pressione poi ha portato a questo, perché magari sono chiusi lui e la moglie in casa, nessuno chiaramente si preoccupava di questi due anziani e la situazione è degenerata fino a quello che è successo. Bisogna essere attenti quando c'è un campanello d'allarme, ma questo ripeto, da noi forse è più semplice, gli Stati Uniti è un paese completamente diverso dal nostro, ma il campanello d'allarme è quello che in qualche modo a me è capitato, che una signora di fronte a casa di una persona con dei problemi mi ha chiamato e sono andato a verificare sul posto, purtroppo ho trovato una situazione. Va bene, Sindaco, prima di curare bisogna prevenire. Siccome abbiamo una popolazione che sta diventando diversamente giovane e anche con problemi, allora prima che succeda quello che sta succedendo magari in qualche altro stato, è meglio che preveniamo, perché se non abbiamo più persone da mandare nelle case, professionisti a curare queste persone e a vedere come stanno le cose, non so dove andremo a parare. Guardi che è preoccupante la situazione, io ho il coraggio di dirlo. Allora adesso andiamo a vedere anche un'altra cosa molto importante, che è la sicurezza. La sicurezza ormai che anche in casa tua non hai più. Andiamo a vedere questo cosa è successo a Campodoro, appunto con queste rapine ai bancomat. Un boato fortissimo che ha svegliato gran parte del paese, quello udito questa mattina alle 5 a Campodoro. I banditi hanno usato una miscela esplosiva potente per sventrare lo sportello bancomat della filiale della Monte dei Paschi di via Roma. In pochi minuti sono riusciti a scappare portandosi via a quanto pare alcune cassette colme di denaro. Sul posto, allertati dai residenti, sono arrivati i carabinieri e il sindaco di Campodoro, Gianfranco Vezzaro. Oltre naturalmente ai carabinieri sono arrivati anche i pompieri per verificare la struttura, perché l'esplosione è stata un'esplosione molto forte, addirittura all'interno della banca, non solo all'esterno, ci sono danni ingenti e quindi insomma abbiamo fatto le verifiche, abbiamo fatto fare le verifiche del caso, perché sopra ci sono degli appartamenti con naturalmente persone che ci abitano. Il bottino è in fase di quantificazione, quel che è certo è che l'assalto al bancomat non è stato l'unico nella notte del 24 dicembre nella provincia di Padova. I banditi esattamente un'ora prima hanno tentato un colpo a vo' nei Colli Euganei. Anche in questo caso è stato usato dell'esplosivo per far saltare la bussola della filiale, che però ha resistito allo scoppio. I carabinieri stanno indagando, potrebbe trattarsi della stessa banda, visto che sia a Vo che a Campodoro è stata vista fuggire un'auto scura. Abbiamo i varchi, quindi in entrata e in uscita dal paese, e probabilmente la macchina, l'auto, il furgone, adesso non sappiamo di cosa si tratti. Se sono passati sotto i varchi facciamo, come dire, lo sbobinamento e le verifiche del caso. I carabinieri comunque hanno le immagini già a disposizione. Altre telecamere sono posizionate in giro per il paese. Il sindaco di Campodoro lancia un appello ai suoi concittadini. Se ci fosse qualcuno che stamattina, visto che comunque l'orario era attorno alle 5:10, avesse visto qualcosa, qualche macchina, qualche soggetto girare, magari avvertano i carabinieri. Allora, sindaco, cioè, queste bombe, questi arrivano con delle bombe, sbaglio, sindaco, no, quello che abbiamo visto? No, è stato devastante, un'esplosione devastante. Cioè, io avevo visto altri bancomat in altri paesi con probabilmente l'utilizzo di altri materiali esplosivi, che insomma i danni erano notevolmente inferiori rispetto a questo. Questo è stato veramente una bomba, perché all'interno della banca era tutto devastato, poi l'esplosione è stata fortissima, è stata sentita a qualche chilometro di distanza, quindi vengono utilizzati probabilmente degli esplosivi militari, da quello che posso pensare io, e sono bande organizzate, sono bande anche pericolose, perché cioè, alle 5 del mattino non è alle 3 di notte, no? Cioè, quindi senza, come dire, nessun tipo di preoccupazione questi qua fanno esplodere un bancomat con tutti i rischi, perché naturalmente i pezzi sono volati a metri di distanza, con la gente che insomma a quell'ora là la gente comincia magari ad andare al lavoro, si muove. Sono veramente cose preoccupanti. Poi il discorso legato alla sicurezza, nonostante ci siano le telecamere, nonostante ci siano i varchi, questi naturalmente utilizzano tutti i possibili stratagemmi per, non so, clonare le targhe o coprire le targhe. Insomma, a me è capitato, per dire, no, che sono venuti a casa mia, mi hanno aperto la macchina, arrivano incappucciati con magari una sciarpa davanti al viso, non riesci a vedere, cioè vedi la figura, però quello
non riesce a identificare poi il soggetto. Quindi anche le telecamere servono, però fino a un certo punto. Chiaro che i varchi in alcuni casi per noi sono utili, perché magari qualcuno che non è così, come dire, furbo, tra virgolette, magari passa anche con una targa della macchina che magari dopo è anche riconducibile a un soggetto che magari fa parte della banda, che è capitata anche una cosa del genere. Quindi noi stiamo investendo in sicurezza, verranno implementate nel nostro comune le telecamere, altre telecamere, perché abbiamo delle zone che sono zone particolari a tenere sotto osservazione. Speriamo che questo serva come deterrenza. Sindaco, non è forse che la gente, anche non solo in Italia ma anche in Europa, bene o male nel mondo, cerca di avere un condottiero forte, di avere la sicurezza che qualcuno ti protegga? Ecco, prima si diceva a sinistra, centro-sinistra, il buonismo che dilaga, adesso c'è una destra-destra, però i cittadini sono molto preoccupati perché la sicurezza non arriva, eppure leggi ci sono ma non vengono applicate, oppure vengono interpretate, oppure dovrebbero essere cambiate perché sono obsolete. Lei cosa ne pensa? Perché così diventa sempre più problematico, non ci sono più frontiere, queste bande di criminali che vengono dall'est, perché da là arrivano, non c'è niente da dire, e se ne vanno in un'ora con le bombe a portata di mano, perché abbiamo visto sono veramente delle bombe. Non le sembra che bisognerebbe che qualcuno si rendesse conto che così è impossibile continuare, perché la paura sta dilagando, ormai si ha paura di uscire, si ha paura di rimanere in casa, si ha paura di qualsiasi cosa, si ha paura di un branco di ragazzini, ma dove si va a parare se continuiamo con questo metodo, Sindaco? Lei cosa chiederebbe? Allora, diciamo che leggi, regole ce ne sono secondo me tantissime. Noi siamo un paese che, ecco, buono in generale, nel senso che abbiamo visto anche notizia di qualche giorno fa, quello che è uscito dal carcere, che poi ha violentato una donna albanese, lui kosovaro, ha violentato una donna albanese. E anche uno nostro ha violentato una bambina di 8 anni. Sì. Dopo 10 mesi di carcere questo esce, la prima cosa che fa, prende una pistola e cerca di violentare una donna. Quindi anche poi la questione carceraria deve avere un risvolto diverso dal punto di vista sociale, cioè o diventa punitivo, cioè chi commette un reato lo deve scontare fino all'ultimo giorno, l'interpretazione deve essere quella l'interpretazione, oppure deve essere educativo, ma educativo bisogna avere la certezza che quando un soggetto esce dal carcere abbia, come dire, recepito tutta una serie di informazioni e indicazioni all'interno poi della struttura. Andiamo a vedere questo servizio, perché il tempo è tiranno purtroppo, Sindaco, ma vale veramente la pena per capire che bisogna intervenire e mettere in prigione chi veramente ha commesso. Questo, la pena deve ma veramente devono rimanere certa, là, non andare, c'è gente che veramente potrebbe fare servizi socialmente utili e liberare le carceri per questi personaggi qua. Andiamo a vedere condanna violenza sessuale a 8 anni, andiamo a sentire. Una relazione malata, fatta di botte, di violenze. La vittima è un artista residente a Treviso che in un momento difficile della sua vita ha incontrato un quarantenne di San Biagio e se n'è innamorata. Il primo contatto durante l'estate. Lui, secondo la versione della vittima, l'aveva contattata sui social, poi l'incontro e l'inizio della storia. Ma ben presto gli attimi affettuosi si sono trasformati in aggressioni fino al 13 settembre 2022, quando l'uomo è entrato in casa della vittima, l'ha buttata sul letto e l'ha costretta ad avere un rapporto sessuale non consenziente. A processo per violenza sessuale il pubblico ministero Massimo De Bortoli aveva chiesto una condanna a 4 anni e 1 mese di reclusione, ma il giudice ha deciso diversamente, sentenza esemplare per lo stupratore, più del doppio la condanna, il quarantenne 8 anni e 3 mesi di reclusione. Non solo, ma dovrà risarcire la vittima in sede civile. Per il momento è stata decisa una provvisionale di 15.000 euro. Dovrà pagare anche le spese legali. L'avvocato che difende il quarantenne ha già annunciato di ricorrere in appello. Una violenza che si è consumata tra le mura di casa. Portata in pronto soccorso, la donna aveva poi trovato ospitalità da un'amica per paura che lui potesse tornare. Subito dopo ha scelto di dire basta
basta tutto questo e lo ha denunciato. Nella sua deposizione in tribunale aveva raccontato l'incubo di quella relazione fra botte e minacce ed il dramma di quando lui è entrato in casa e l'ha violentata, lasciandole sul corpo le chimosi e i traumi delle botte. Nessuna attenuante per lo stupratore. La prima cosa che ha fatto dopo essere uscito dal carcere è stato sequestrare e violentare ripetutamente una donna minacciandola di morte con una pistola. L'incubo per una 37enne albanese residente a Padova è iniziato sabato mattina quando riceve la telefonata da un numero sconosciuto. È un uomo che le dice che il figlio di 18 anni è in pericolo e con questa scusa l'attira nella sua trappola. Quando la donna esce di casa, il 36enne le mostra la pistola e la costringe a seguirlo in un appartamento del quartiere Palestro, dove la tiene segregata per alcune ore. Poi inizia la follia. La donna viene portata in un secondo alloggio disabitato. Il kosovaro consuma cocaina e inizia a violentarla. Abusi ripetuti per almeno 2 ore, fino a quando la donna, rimasta sola, vede la telefonata del figlio e capisce che è al sicuro, e a quel punto riesce a scappare dalla casa e corre in strada, dove chiede aiuto ad un passante che chiama la polizia. In poche ore gli agenti, grazie alle indicazioni della vittima, riescono a risalire al luogo in cui si sono consumate le violenze. Già nella giornata di domenica gli investigatori cominciano a fare dei sopralluoghi per cercare di individuare il luogo appunto dove è stata tenuta, sequestrata, e poi sono consumate le violenze sessuali ripetute, fino a che ieri mattina all'epilogo, quindi individuato l'appartamento, viene bloccato quest'uomo che è un cittadino kosovaro irregolare. Quando i poliziotti della squadra mobile fanno irruzione nella casa del quartiere Palestro, trovano il 36enne kosovaro addormentato e lo arrestano. È irregolare, ha numerosi precedenti per furti, resistenza e immigrazione clandestina. Era uscito dal carcere Due Palazzi appena 24 ore prima, dopo aver scontato una condanna di 10 mesi. Si sta contestualizzando anche un movente, si stanno vagliando, c'è un movente ben preciso, probabilmente potrebbe essere stata vittima di una probabile vendetta, e quindi ripeto, l'importante era dare una risposta a questa donna, dare risposte alle donne, ripeto, contestualizzando l'accaduto, individuando e bloccando il presunto responsabile. Oggi un'aggressione nel nostro ufficio al Lido di Venezia. Una nostra dipendente è stata aggredita da un utente. Un'aggressione abbastanza feroce, e questo mi preoccupa, ci preoccupa perché sembra che sia una società che abbia perso di vista il rispetto del lavoro. Le ha strappato i capelli e graffiato il volto e il collo. Nonostante lo shock, l'impiegata è riuscita ad allontanarla, chiudendosi in ufficio e avvisando le forze dell'ordine. Restano ancora da accertare i motivi dell'aggressione ad una dipendente del patronato Italwil del Lido da parte di una donna arrivata allo sportello per una pratica, ma per il segretario regionale della UIL, Roberto Toigo, si può già parlare di un altro segnale del crescente abbruttimento della società. Adesso è capitato nei nostri uffici, è capitato imbrattando le nostre sedi, ma lo vediamo quotidianamente nei luoghi di lavoro, soprattutto nella sanità e nel pubblico impiego. Credo che ci sia una forma di disagio forte e un paese che abbia bisogno di essere rivisto. I valori fondamentali del rispetto non devono mai mancare e noi lavoreremo su questo. Allora, Sindaco, 3 servizi che fanno capire l'importanza che qualcuno deve battere un colpo, perché è veramente una situazione tra rabbia, prepotenza, supremazia, chi ne ha più ne metta, poi ne paga le conseguenze sempre la persona che si comporta bene. Questa è la verità in Italia. Prego, Sindaco. Certo. No, indubbiamente sono cose inaudite, nel senso che sentire notizie di questo genere qua veramente ti fa caponare la pelle. Lì c'è un tema che riguarda anche la giustizia. Adesso abbiamo sentito prima il servizio, il giudice ha raddoppiato di fatto la pena da 4 a 8 che era stata chiesta dal pubblico ministero, e quindi abbiamo dei giudici che sono responsabili e che hanno capito e stanno leggendo quella che è la realtà, perché viviamo veramente in un paese dove ci si può aspettare di tutto in tutti i momenti, e non solo nelle grandi città dove ci sono i quartieri popolati, popolosi, e dove abbiamo da sempre 1000 difficoltà, ma ormai la questione è anche sui piccoli comuni. Le realtà ci sono dappertutto, le violenze familiari, le violenze contro le donne, che sono cose fuori da ogni logica umana,
succedono dappertutto e bisogna cercare di trovare, attraverso quelli che sono gli strumenti che possono essere a disposizione magari anche dei comuni, cercare di educare le persone, intervenire anche presso le scuole, fare dei corsi, sensibilizzare i ragazzi fin da giovani che non bisogna utilizzare la violenza, che bisogna avere rispetto degli altri, bisogna avere rispetto delle altre persone, bisogna avere rispetto degli anziani. Quello che vedo che viene sempre più a mancare, cioè i giovani non hanno questo tipo di cultura che probabilmente da noi era trasmessa, anche perché, voglio dire, magari i metodi utilizzati erano un pochettino metodi diversi, no? Magari arrivava qualche zoccolo in testa quando ti comportavi male. E tu sai già il perché dicevano. Sì. Adesso c'è l'iperprotezione dei nostri ragazzi, sono i più bravi, i più buoni, cioè, si guarda solo la sfera, come dire, no, del figlio che deve essere il maschio. In realtà poi magari manca completamente di educazione. Ecco, i genitori in questo, ma anche la scuola. Grazie a Gianfranco Vezzari, sindaco di Campodoro, provincia di Padova, di essere stato con noi. Grazie buona Mirella. Pasqua, sindaco, da tutta Sveglia Veneti. Pubblicità. Grazie. Parlando con me Antonio Serena, già senatore, che presenta anche questo libro, Operazione Piave, un massacro cercato. E saluto anche un altro ospite gradito che è Luciano Sonego, storico, che accompagna il già senatore Serena per capire com'è la situazione, come la vedono dal loro osservatorio, dopo aver scritto tanti libri, aver studiato la storia. Mi sa che qua la storia Sonego insegna poco, quasi niente, perché se continuiamo a vedere quello che vediamo, ecco, noi abbiamo avuto una scolaresca qui adesso in studio e veramente fa capire che il futuro dovrebbe essere un futuro bello per questi ragazzi che sono bravi, non sono quelli che vi fanno vedere, sono quelli che abbiamo visto anche adesso e che dobbiamo dare fiducia. Vediamo se è collegato anche Daniele Furlan. No, non è ancora collegato Daniele, poi ci collega. Eccolo qua. Ciao Daniele. Ciao. Vedi che non Ciao, sei Mirella. solo, che non fai il tappabuchi, ma sei invitato perché parleremo della giornata di domenica, di tutte le associazioni. Se non parliamo di quello, cosa vuoi che parliamo, Daniele Furlan? Ecco, questo uomo che sta cercando anche lui di dare il contributo, di partecipare con queste associazioni. Faremo vedere il villaggio che abbiamo fatto a Silea domenica e devo ringraziare perché nonostante il brutto tempo eravamo più di 80 associazioni e questo fa capire l'importanza di dire io ci sono e siamo noi il sole anche se fuori c'è la pioggia. Poi vedrete le immagini. Grazie Daniele anche a te di essere qui perché appunto volevo parlare con le persone che hanno partecipato domenica e ne ho veramente tante, allora ogni giorno ne invito alcune. Allora partirei proprio da Serena. Allora, questo libro per spiegare cosa, Serena? Questo libro è la storia del rastrellamento del Grappa del 1944. Sostanzialmente i tedeschi di ritorno dalla linea gotica, dove si preannunciava una ritirata, avevano bisogno di liberare il territorio che permetteva loro di tornare in Germania. E uno di questi passaggi era quello che passava attraverso la Valsugana, poi attraverso il Feltrino, i due passaggi per il nord. E dovevano assolutamente liberare il Monte Grappa. Nel Sacro Monte si erano radunati, erano andati dei ragazzi, parliamo chiaramente, cioè qui è stato fatto tutto un eroismo, erano dei ragazzi che semplicemente non gradivano di andare a fare il militare e quindi cercavano una soluzione migliore. Addirittura qualcuno andò a parlare con una parte politica e con l'altra per dire senti tu cosa mi assicuri, tu cosa mi dai, io cosa... insomma per stare più tranquilli. Era una zona particolarmente
felice, diciamo, rispetto ad altre economicamente, erano figli di gente benestante, quindi andando in grappa sarebbe passata la guerra e non sarebbe successo niente. Quindi c'erano sti militari. I tedeschi, noi siamo abituati, purtroppo la storia ci insegna che chi vince ha sempre ragione, chi perde ha sempre torto. Ecco, io mi sono appassionato, ho fatto il giornalista da giovane con Pisanò, al Candido, a Milano, eccetera, che m'ha aiutato a entrare in questo mondo, e da allora non l'ho più abbandonato. Ho mollato un po' la politica, ho lasciato stare, ma questo non l'ho mai abbandonato da quando avevo 14-15 anni prima. E allora è stata scritta una storia finora a metà. Cioè io vedo i libri anche di Cazzullo, ma l'altra parte non esiste. Cioè bisogna parlare di tutti i fatti, poi si discutono questi fatti, si mette sul tavolo, uno vedrà le cose in un modo, uno le vedrà in un altro, però prima bisogna conoscerle. Io ho fatto il manovale, ho cercato tutta la vita documentazioni, sono andato a Palermo addirittura, mi ricordo, per avere una fotografia, proprio ci ho messo l'anima per scoprire quell'altra metà di storia che non è stata scritta. L'altra faccia della medaglia. Sì. Allora Sonego, eppure la storia è scritta, sarà scritta anche in maniera diversa, non sarà scritta tutta, però qualcosa è scritto, però qualcuno non legge, oppure non vuole capire che il mondo è di tutti, cioè c'è un unico cielo, non è che ce ne siano tanti. E queste guerre continuano con armi diverse, molto più potenti, più pericolosi, ma i morti sono morti. Come vede lei la politica attuale, questo arrivismo, questa visibilità, questa voglia di potere sempre di più? Ecco, la storia non mi interessa, adesso comando io, faccio quello che voglio io, ma stai facendo qualcosa per te oppure stai facendo qualcosa per la nazione che tu rappresenti? Prego, Sonego. Ma chi conosce un po' la storia vede che dietro le quinte ci sono dei personaggi che regolano l'andamento di tutto il mondo e sostanzialmente danno le direttive. Adesso io non lo so quante persone hanno capito questo fondamentale problema. Sappiamo che ci sono dei personaggi che già da centinaia di anni fa hanno cominciato ad avere il sopravvento politico, etico, economico soprattutto del mondo, e continuano. Mentre fino a un centinaio di anni fa questi personaggi lavoravano dietro le quinte, adesso stanno mostrando il loro vero volto. Chi non lo vede vuol dire che è cieco, secondo me, perché bene o male, almeno io osservo e vedo le intenzioni di questi personaggi. Dopo i politici di ogni nazione, di ogni Stato, molto spesso sono degli zerbini, sono dei camerieri, sono dei portaborse, sono personaggi che eseguono semplicemente degli ordini. Il resto, almeno io l'ho capito benissimo, sono legati sostanzialmente alla massoneria internazionale. Che è quella che comanda. Che è quella che comanda, volevo dire giudeo-massoneria per essere più precisi. Però se noi non estirpiamo la testa del pesce avariato, non riusciamo a combinare niente. Non le sembra che però ormai siamo in grosse difficoltà per estirpare la testa del pesce avariato, nel senso che siamo inferiori, perché nessuno ha pensato che doveva rafforzarsi, far sentire che era uno Stato forte. Io penso all'Italia, eravamo la quarta potenza mondiale, cioè non qualcosina. Avevamo, Sonego, quella creatività che era il mondo artigianale che faceva portare avanti il nome Italia, tutti ce la invidiavano. Hanno tolto tutto, hanno distrutto tutto, e di sicuro non noi, perché la colpa è sempre del cittadino, il cittadino che faceva troppe ferie, il cittadino che aveva 3 televisioni, senza guardare, come dice lei, il rovescio della medaglia. C'era qualcuno che stava arrivando alle multinazionali e per arrivare a loro doveva uccidere il paese, una parte del paese, quello produttivo, o sbaglio? Prego, Sonego. Certo, e noi dobbiamo anche considerare che questi personaggi, chiamiamoli occulti, ma
Uno basta che si informi, hanno nome e cognome. Sappiamo nome, cognome e tutta la discendenza. Sono i titolari delle più grosse aziende, tipo le aziende farmaceutiche, le aziende automobilistiche, praticamente tutta l'attività di produzione dei beni di questo mondo è in mano loro, e non dimentichiamoci che loro sono i padroni anche delle banche. Sì. E non solo, loro non hanno bisogno di guadagnare soldi, perché semplicemente li stampano. Cioè, più di così cosa vogliamo dire? Sono a tutti gli effetti i nostri padroni. E se uno va dritto nella direzione che loro indicano, probabilmente farà anche carriera. Gli altri purtroppo alle volte fanno anche una brutta fine, insomma. E sono quelli bravi, il problema è là, certo, e sono quelli bravi, perché se io mi metto una squadra di bravi, io non riesco ad avere la visibilità e fare quello che voglio, perciò io devo essere re e non devo avere dei principini, devo avere dei vassalli. Ecco, il vassallo riesco ad avere più avanti. Daniele Furlan, cosa ne pensi? Tu che tocchi invece con mano le fragilità, che stai cercando anche di dare voce a quelli che non riescono ad averla, di aiutarli, di sopportarli con la tua associazione. Prego Daniele. Tu eri anche un imprenditore, fai ancora l'imprenditore, cosa fai? Ma come sai, innanzitutto è meglio che spiego la mia storia. Io, come sai, ho avuto un gravissimo incidente stradale 24 anni fa, dal quale sono uscito tetraplegico, ovvero completamente paralizzato dal collo in giù. Prima ero un imprenditore, avevo una piccola azienda e da quel giorno la mia vita è completamente cambiata e ho dovuto rivedere tutta la scala delle mie priorità, e nella nuova vita, quella che io chiamo anche seconda vita, mi sono appunto dedicato al volontariato. Cioè con l'associazione Il Melograno, della quale ho l'onore di essere presidente, mi occupo appunto di dare aiuto alle persone più fragili, con particolare riguardo alle persone con disabilità, alle persone non autosufficienti, creando eventi di inclusione sociale, creando eventi di raccolta fondi appunto per aiutare persone e realtà che si occupano di persone con disabilità. E sono molto fiero di quello che faccio, anche se è una piccola goccia nel mare, e ringrazio tutti i volontari che giornalmente mi danno una mano appunto nell'organizzare l'attività dell'associazione del Melograno, questa associazione che, ripeto, ho l'onore di presiedere. Grazie Daniele. Sai che delle volte mi vengono in mente queste persone che io chiamo semplicemente diversamente agili, che dove ci sono queste guerre non riescono neppure a scappare, a difendersi come fanno. Ecco, e capisco a questi soldati che citava prima sia Serena che Sonego, che non volevano andare al fronte, non volevano morire, gente sana, piena di vita. Per chi poi alla fine? Perché quello è il problema grande. Per chi? Sempre per un qualcuno però, che nel momento che si vede che non ha più in mano la situazione, prende questa montagna di soldi, li trasferisce su uno Stato che lo accoglie, la sua famiglia è già da un pezzo che è al sicuro e chi se ne frega di tutto il resto. E poi qualcuno
comincia con queste rovine a ricostruire. Ma Serena, si può continuare con quei pochi ragazzi che sfortunatamente abbiamo, almeno in Italia, di continuare a non vedere invece il bene del paese, perché il futuro è nelle loro mani, non è nelle nostre. La storia però la devono conoscere. Sì, dottoressa, guardi, io le risponderò collegandomi a dove eravamo rimasti prima. Allora, le dicevo, i tedeschi dovevano liberare quella zona per poter... Mandarono il clero dei rappresentanti a dire: ragazzi, non avete armi, non avete niente, qui c'è il meglio del fascismo, dei battaglioni del fascismo, l'attagliamento, le SS, eccetera. Se attacchiamo, vi sterminiamo. Evitate, vi lasciamo un varco, uscite dal Grappa verso Arteng, vi lasciamo la via libera e non succede niente, come era già successo, perché i partigiani erano più deboli, quindi dovevano fare una lotta di guerriglia, vado, torno, ritorno. E quindi andate via poi e quando è finito questo problema, perché altrimenti noi dobbiamo attaccare per liberare questa zona. Cosa successe? Che lì c'erano democristiani, partigiani, comunisti, un caos indescrivibile. Io leggo soprattutto i libri dei partigiani, perché le cose mie le conosco, una certa tendenza la conosco già, voglio conoscere l'altra. Che cosa successe? Che lì c'erano gli alleati, e qui mi avvicino al problema di cui abbiamo parlato adesso. C'erano gli alleati che imposero di combattere. Ma come, scusa? No, non hai persone, non hai mezzi, non hai vettovaglie, sì, perché c'era il bestiame dei contadini, del Grappa, eccetera, ma mancavano le armi. Avevano i fucilini della prima guerra mondiale, non avevano assolutamente, sarebbero stati sterminati, cosa che poi successe. Io per carità, la malvagia a volte dei rastrellamenti teutonici, eccetera, è evidente, eccetera. Però se questi andavano via non succedeva niente. Perché non sono andati via? Perché il maggiore Bricce, che era l'incaricato degli alleati, disse: no, voi dovete combattere, fare del Grappa una nuova Verdun. Una cosa assurda. Ma non era assurda per loro, perché combattendo si scannavano tra fascisti e comunisti, mi passi i termini, tra fascisti e comunisti, e soprattutto si scannavano lì, ma non andavano i tedeschi e i fascisti a combattere al fronte dove c'erano gli anglo-americani. Allora, vede, 6 mesi fa, non di più, il matematico notissimo Pier Giorgio Onifredi disse: vabbè, bisogna essere obiettivi. Siamo stati liberati dai tedeschi, ma siamo stati occupati dagli americani. E vede che sono arrivato al punto finale. Noi oggi, io quando vedo, cerco sempre di distinguere la storia dalla politica, sono due cose totalmente diverse. La storia sono dati, sono cronaca, la politica è troppe volte compromesso, è tutta un'altra cosa. Vede, quando io vedo... Adesso sarò chiaro, il viaggio della Meloni in America, mi domando, scusa, ma cosa ci vai a fare? Cioè, Trump le ha dichiarato 3 giorni prima che lui tratta con l'Europa. Lui tratta con l'Europa, quindi praticamente io mi sentirei a disagio, che sono in partenza per andare a parlare con Trump di che cosa? Per bere un caffè? Non abbiamo capito che questa situazione continua, sottolineo perché è la cosa che la gente deve capire, continua perché noi abbiamo ancora in essere i trattati del 1945-48, il Trattato di Parigi, il Trattato di Cassibile, che ci rende, come diceva lei prima, vassalli. Noi non siamo alleati degli Stati Uniti, siamo vassalli degli Stati Uniti. Beh, insomma, qui si stanno verificando delle cose che con la democrazia non hanno assolutamente niente a che vedere. In Romania annullano le elezioni, in Francia per una cosa che succede anche in Italia sbattono fuori la prossima vincitrice, si pensa, delle elezioni presidenziali. Qui c'è un gruppo di potere che fa quel che vuole. Lui l'ha identificato nella massoneria, io non mi espondo, io dico che c'è un gruppo di potere, ma senta, abbiamo dei personaggi come Musk, abbia pazienza, vorrei parlare
quell'artigiano che prima ha raccontato la sua storia, ma gente che fallisce per migliaia di miliardi e che dopo 15 anni riesce a essere l'uomo più ricco del mondo, le cose non possono andare così. Bene, abbiamo anche in Italia di falliti che sono ancora proprio che hanno un potere enorme. Sì, ma qui si parla di potere mondiale, cioè ci sono 67 guerre. Però la prima parola, senatore, è potere, l'ha detto lei. Sì, però potere, ma bisogna vedere chi scatena anche quello che succede. Vede, qui non riesco a capire, ma perché si parla di Ucraina? Io conosco, perché ho molti contatti con l'Ucraina, si parla molto di Ucraina, di Putin cattivo. Guardi, mi viene da ridere perché Putin era del KGB, io avevo certe idee che erano il suo contrario, però per me oggi Putin rappresenta la storia dell'aggressione, è una bufala, la storia, io non ho tempo adesso, ma la storia è totalmente diversa. Ma perché si fa vedere quel che succede in Ucraina e si tende, salvo certi canali, la 7, la 3, a far vedere quello che succede a Gaza, che è una cosa spaventosa, vergognosa? Allora, perché però, chi comanda vuole che debba essere così. Sonego, però la storia aveva già dato dei segnali, anche in un recente passato, dove, penso ai serbi croati, tra fratelli si sono trucidati. Allora c'era già qualcosa che si stava muovendo. Il Donbass, nessuno però ne parlava. E poi andiamo a finire che le guerre, come dice Papa Francesco, sono a macchia di leopardo. Noi parliamo di queste che abbiamo più vicino, ma quante ce ne sono? Ma alla fine, qual è l'obiettivo? Sempre quello, il potere. Il potere. Io più potere ho, più mi arricchisco e più divento forte. Ma diventi forte per chi? Per te, non per la nazione. Queste nazioni che non sanno più, non possono neppure più difendersi perché ho talmente tanto potere che in un secondo posso anche distruggerti. Questi ragazzi che continuano a morire, queste famiglie, questi genitori disperati che non hanno voce, ma allora la storia non ha più voce, è solo un ricordo che ti fa tremare i polsi, come dice Liliana Segre. A me fa tanta paura Trump, perché lei ha provato sulla sua pelle cos'è l'orrore, la violenza, eppure questa voce non è sentita. I ragazzi non sentono, no, i ragazzi ascoltano, basta portarli nei posti giusti, far toccare con mano quella che era la realtà. Vi ricordate i ragazzi che ho avuto in trasmissione che sono andati ad Auschwitz? Hanno provato l'emozione della paura. Qualcuno ha detto, mi sembrava di sentire ancora il profumo, che non l'ho sentito, ma me l'hanno descritto. Ho visto. Forse questi ragazzi vanno portati nei luoghi della storia. Io non li vedo, Sonego. Tante celebrazioni, ma i soliti noti, i ragazzi non ci sono. Le scuole mancano tantissimo. Qualche insegnante arriva. Allora c'è qualcuno che non gli interessa più, Sonego? Ma guardi, proprio l'altra sera sono andato a una conferenza su Marco Daviano, che magari moltissimi non sanno manco chi sia, ma visto che voi avete chiamato qua Perin, Salvi diverse volte, credo che il pubblico che lo ha seguito sappia benissimo chi è. Ebbene, io mi sono meravigliato, ma non tanto, del fatto che le 50 persone presenti, e forse il più giovane ero io, che ho 73 anni, tant'è che ho detto, ma questo potrebbe essere un reparto di geriatria. Non vedo giovani. E questa è una indicazione veramente molto grave. Al di là del fatto che almeno quando io parlo con i giovani, in genere vado a parlare della guerra perché è un po' il mio campo, capisco che non sanno nulla. Non sanno nulla. E come fa un giovane a calibrare il presente e a programmare un futuro se non conosce quello che c'è stato un tempo più o meno remoto? Questo è un fatto molto grave. Ecco, tanti dicono, ma è la scuola. Vabbè, la scuola. Io modestamente a scuola ho imparato ben poco. Io mi sono capacitato a studiare per conto mio. E ho la cultura che ho su questo argomento e su tanti altri è proprio perché
insomma ho impegnato una parte della mia vita a studiare, bene o male, poi qualcuno mi potrà dire che ho studiato sui libri sbagliati, ma insomma questo è da vedere. Comunque sia, se uno non ha una cultura storica, come fa a fare delle valutazioni su Trump, su Biden, su Putin? Ecco, Putin, che mi onoro di essere a pochi giorni dalla nascita di Putin, abbiamo la stessa identica età. Secondo me è il personaggio che attualmente è quello che ha una lucidità mentale maggiore rispetto agli altri. Io ho sempre avuto molta fiducia in Putin. Con questo non è che dico che sono putiniano, però se lo confronto con altri soggetti devo dire che Putin è sempre stato e credo che sarà il migliore, ecco, o il meno peggio, come vogliamo. Gianfranco Valeri, ciao Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti e buongiorno al senatore. Senatore, mi rivolgo proprio a lei. Ecco, prima di guardare tanto in giro, ha detto elezioni truccate destra e sinistra, ma guardi che qui in Italia non siamo diversi. Senatore, da circa 30 anni ci hanno tolto il diritto di voto. Cioè, lei per chi va a votare? Non va a votare per chi è eletto. Cioè, noi non è proprio così, hanno portato la gente a votare il 50% perché si è stancata, sono diventati tutti partiti personali, invece la Prima Repubblica era fondata, si immagini che solo la Democrazia Cristiana in Italia aveva più di 22.000 sezioni, il Partito Comunista ne aveva più di 20.000 e così il Partito Socialista, c'erano le varie feste, adescavano i ragazzi quando avevano ancora i pantaloncini corti che andavano nelle sezioni a fare politica e hanno fatto grande l'Italia. Però con la distruzione dei partiti siamo arrivati a questo punto e poi ha detto siamo vassalli, lei ha detto dell'America. Adesso siamo vassalli, ma una volta eravamo alleati, perché un primo ministro gli ha detto agli americani dietro fronte da Sigonella Guglieri. È la storia giusta, senatore, secondo me. Ecco, volevo solo questo, che in Italia non abbiamo neanche il diritto di voto, perché sono le segreterie che nominano il voto, è una barzelletta quella che andiamo a votare, però poi gli eletti sono gli altri. Ecco, buongiorno e grazie e buon lavoro. Grazie caro Gianfranco Valeri, tanto è vero che appunto sta mancando il diritto di esistere a molte le persone, di non essere ascoltate. Andiamo a vedere queste immagini di domenica, poi il senatore risponderà anche a Gianfranco Valeri, ma voglio capire anche con Daniele Furlan, questo grande amico che ho, per lui cosa è stato questa giornata che hanno raccontato, che hanno vissuto nonostante la pioggia, più di 80 associazioni presenti, hanno preparato, guardate adesso vedremo le immagini, il gazebo come fosse una giornata splendida. Daniele, cosa dici? Ecco, ne dovremmo fare altre per far capire che non siamo invisibili? Sì, sicuramente dovremmo fare altre giornate come questa, anche perché è stata una giornata bellissima. Ci siamo trovati, ci siamo incontrati come associazioni, e ci siamo parlati, ci siamo conosciuti e abbiamo avuto la possibilità di scambiarci le nostre esperienze e anche di confrontare tutto quello che facciamo giornalmente come volontari per migliorare la qualità della vita delle persone, delle comunità alle quali apparteniamo. E credo che, come dici tu, sia stata un'importante occasione anche per, oltre a conoscerci, cominciare a metterci insieme e cercare di fare rete, cioè di costruire assieme una grande rete di associazioni che lavorano insieme anziché ognuna per conto suo, che comunicano assieme e che assieme possono raggiungere dei grandissimi risultati. Sai cosa pensavo domenica, intanto che guardavo queste persone
Ecco, questi diversamente agili, anche diversamente giovani, che hanno detto, Daniele, questa mattina quando siamo partiti con la pioggia qualcuno ci ha detto ma dove andate in quelle condizioni? Erano in carrozzina con questa giornata e loro hanno risposto noi siamo vivi e per 4 gocce di pioggia non abbiamo problemi e soprattutto noi vogliamo vivere perché siamo tutti i giorni chiusi nelle nostre case, nei nostri appartamenti. Sì, abbiamo la televisione, abbiamo tutto, ma uscire è un'altra cosa. Capisci l'importanza di far vivere queste persone che nonostante un freddo, perché era anche freddo, rimanevano là, erano gelati, tanto è vero che alle 15:30 abbiamo detto chiudiamo tutto perché fa un freddo, che loro non volevano più andare via. Sonego, la storia è anche questa però, la storia di far capire che c'è un mondo che sta veramente combattendo per vivere, come professionisti, scienziati, ricercatori, chirurghi che fanno miracoli e poi arriva il potente che arriva, stop, schiaccia un bottone e salta per aria tutto. Bambini negli ospedali che vengono uccisi, che stanno tentando di essere salvati. Ma che storia raccontiamo a questi ragazzi? Che poi li ritroviamo, cosa fanno? Guardate gli esempi che hanno. Guardate gli esempi che hanno in America che girano con le armi, chiunque, chi ha l'arma più potente. Prego, Sonego. Sì, questo è un fenomeno che in America è molto più evidente, ma vediamo che anche qui, e non dico tanto lontano, guardiamo cosa sta succedendo a Mestre, per esempio, dove ci sono le bande giovanili. Cioè, quando noi osserviamo che ci sono dei ragazzini di 13-14 anni che non dico che hanno le pistole, ma quantomeno dei coltelli, che vanno a aggredire i loro coetanei, o degli anziani che semplicemente stanno andando a fare la spesa, o addirittura anche forze dell'ordine, vuol dire che questa società è malata. Ha una malattia che proviene forse da lontano, e che dobbiamo in qualche modo tentare di guarire, prima che diventi e che vada a finire in metastasi. Ecco, non so adesso quanto ci mancherà, non sta a me decidere il futuro su questo argomento, però siamo spettatori di questi fenomeni che si stanno progressivamente aggravando. Non è che stiamo guarendo. Stiamo osservando appunto questo aggravamento della situazione. Questo è molto preoccupante. Le istituzioni sostanzialmente è come si dice, è come mettere un pannicello caldo sulla testa di un moribondo e dire vabbè, ho cercato di aiutarlo, di fare in modo che guarisca, ma ci vorrebbero delle soluzioni più drastiche, più... E la cultura è una di queste. Sonego, sa cosa penso? Che la situazione è sfuggita di mano. Non riescono a risolvere, è sfuggita di mano. Non pensavano, non sono all'altezza, abbiamo anche delle leggi assurde e perciò la situazione è veramente sfuggita di mano a qualcuno che pensava non sarebbe mai successo. Serena, cosa rispondiamo al nostro Valerio? Abbiamo pochi minuti, vediamo anche le copertine dei libri di Serena, prego. Sì, io rispondo a Valerio che ha perfettamente ragione quando dice che governano i partiti e i partiti sono il nulla. Noi non siamo in democrazia e qui c'è il ritorno storico, cioè Onifreddi ha vinto la democrazia e questi sono i risultati. Con questo non è che voglia dire che se vincevano gli altri, forse prendo atto storicamente dai fatti, perché il resto sono discorsi, ipotesi che non c'entrano niente. I fatti mi dicono che la democrazia sia sul piano locale sia sul piano internazionale ha fallito. C'era un sistema, c'era una socialità, parliamone chiaro, abbiamo il coraggio, hanno zittito De Felice quando ha toccato certi tasti. Io non vengo a fare l'apologeta del fascismo o del coso, è la storia va studiata, ma non va elogiata, va studiata e criticata, cioè va vista con obiettività. C'era una socialità che permane ancora oggi perché metà delle leggi che ci sono in Italia sono le leggi del fascismo, non vi va bene? Cambiatele.
cambiatele, solo che non hanno da cambiarle, e se le cambiano in peggio. Allora, io sono iscritto a un partito da 13 anni e da 13 anni ne sono passati 65 e più, e facevamo i corsi di politica, andavamo a Montesilvano. Può dire anche il partito, sa, non è mica una vergogna dirlo, può dire anche il Io partito. ero iscritto a Giovane Italia a 13 anni, c'è sul mio Wikipedia, senza nessun problema, e ho avuto delle rotture perché non mi interessa il potere, proprio non mi interessa, ho visto che vivendo liberamente sono vissuto, non sono diventato un miliardario, ho anche debiti, ma questo è un altro discorso, ma sto bene, sono libero con la mia coscienza e mi sento bene, quindi si può vivere in un certo modo. Adesso non esiste più niente, hanno vinto gli altri e qui torniamo alla modernità. Lei mi dice il ragazzo dovrebbe vivere in un certo modo, andare a fare le scampagnate, eccetera, vivere certamente, ma se gli diamo il cellulare è logico che col cellulare è più comodo, perché io una volta avevo il dizionario di francese che era consumato ai bordi a forza di sfogliarlo perché non ero mai sicuro Fermo che fosse... Serena, però se faccio le scampagnate, se ci fosse una segnaletica che mi indicano che in quella scampagnata posso trovare qualcosa di prezioso della mia storia, come ha detto Salvi Perin, invece non mi sembra. Questo è un diamo contributo. sempre la colpa a quello, ma c'è anche qualcos'altro. Questi sentieri storici dove sono? Ma no, Sbaglio, ma sì, ma può dare un contributo, certamente quello che fa Salvi Perin non è la stessa cosa che può fare Antena 3. Cioè Antena 3 ha un potere molto più forte rispetto a quello però di la Perin. segnaletica dovrebbe La Rai, metterla qualcun altro, e magari questo ragazzo che va a fare una scampagnata, guarda qua, andiamo a vedere cosa c'è. I sacrari, c'erano le erbe alte 6 metri, 6 metri. Ma se non ci fosse il mondo del volontariato con queste persone che hanno deciso che adesso basta, puliamo noi, il museo qui nostro, dove saremo, abbiamo chiuso, non c'è più tempo. Io ringrazio il già senatore Antonio Serena di essere stato con noi, saluto anche lo storico Luciano Sonego, saluto Daniele Furlan, presidente associazione Il Melograno. Hai visto che bella storia abbiamo raccontato anche questa mattina? 3 ore di trasmissione molto molto vivace. Grazie ai miei ospiti, andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Grazie. Vi prepariamo una coroncina di patate con il ripieno di lenticchie. Per questo contorno useremo delle patate che abbiamo in precedenza bollito e pelato e che sono ancora calde, un pochino di burro, del parmigiano e poi avremo del prezzemolo e delle carote tritate, un po' di semi di papavero per decorare, un pizzico di noce moscata, eventualmente del pane grattugiato se ci serve e un paio di uova. Iniziamo con il passare le patate in un normalissimo pelapatate. Ripeto, le patate calde perché praticamente facciamo una specie di purè. Non è proprio un purè di patate, ma ci assomiglia. Ecco, abbiamo passato le patate, le condiamo con un pizzichino di sale, ci aggiungiamo una noce di burro che con il calore della patata stessa si scioglierà, e poi ci metteremo una cucchiaiata di prezzemolo tritato, una di carote tritate. Se le carote dopo tritate sono molto bagnate, le avvolgete in uno straccio, le strizzate e vi verrà fuori un battuto di carote che assomiglia praticamente al prezzemolo tritato, solo che è rosso. Abbiamo aggiunto un pizzico di noce moscata, aspettiamo per il pane grattugiato. Uniamo le nostre 2 uova, la terza la lasciamo lì per dopo. E andiamo a impastare bene il tutto fino a ottenere un composto abbastanza denso che si possa maneggiare e formare con l'aiuto di un sacco di tela. E anche qui
noi lavoriamo con la spatola, però l'ideale sarebbe impastare con le mani. L'impasto è abbastanza denso, però possiamo aggiungerci un pizzico di pane grattugiato in modo che mi tenga di più in cottura. Ora, con l'aiuto di una sacca da pasticceria, andremo a formare delle piccole coroncine che poi metteremo in forno a gratinare. Una sacca di tela si trova normalmente in qualsiasi negozio di casalinghi, quindi non è difficile da trovare, da reperire. Facciamo delle coroncine. Partiamo piano dal centro, ci allarghiamo e poi saliamo in modo da creare un contenitore al cui interno poi poggeremo le lenticchie nel momento in cui andremo a servire questo nido di patate. Prima di infornare prendiamo l'uovo che abbiamo lasciato da parte e con un pennello da cucina andiamo a sporcare leggermente la coroncina, vedete? Poi prendiamo i semi di papavero e decoriamo la superficie con un po' di semi di papavero ed un pizzichino di parmigiano. Ora possiamo infornare per una decina di minuti a 200 gradi, il tempo che la superficie si dori. Ora siamo pronti, la nostra coroncina si è dorata e quindi possiamo preparare il nostro contorno. La togliamo con delicatezza, la appoggiamo nel piatto dove domani appoggeremo il piatto più importante di tutto il menù. E quindi questa è un'operazione che va fatta insieme al secondo piatto del veglione di Capodanno. Poi prendiamo le nostre lenticchie che abbiamo ottenuto in disparte ieri e facciamo questo nido con 2 lenticchie. Visto che le lenticchie portano fortuna, dicono, noi le abbiamo usate sia come cremina, sia in questa maniera che ci servirà per abbinare il secondo che vi presenteremo domani.